Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, ben ritrovati con Sveglia Trieste, sono le 7 di lunedì 5 febbraio, oggi avremo due ospiti, il primo sarà il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 il capogruppo della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale Paolo Altin, pagina meteo per cominciare la mattinata sull'Italia. Sull'area alpina persiste l'anticiclone con aria mite e secca in quota che determina stabilità ma favorisce l'accumulo d'aria umida nei bassi strati. Ciò sarà evidente in regione da oggi quando le correnti avranno una maggiore componente occidentale. Le previsioni per proprio oggi, lunedì 5, sui monti bel tempo, specie su Alpi con zero termico a 3000 metri, sulla pianura, sulla costa e sulla fascia orientale fino alle prealpi Giulie, cielo variabile o localmente nuvoloso con foschie e possibili nebbie. Temperature minime 3-6 gradi, massime 7-10 gradi centigradi. Per domani situazione molto simile, su pianura e costa cielo coperto con foschie a causa di nubi basse che persisteranno per tutta la giornata. A guardare poi quelle che sono le previsioni dei prossimi giorni, non ci saranno grandi e sostanziali novità, qualche debole precipitazione può essere probabile per la giornata di mercoledì, ma andremo a descriverla strada facendo. Andiamo a leggere le notizie del Piccolo, la prima pagina che apre con il lavoro, l'occupazione, più occupati, paghe ridotte, under 30 i salari valgono la metà di quelli degli over 50, gender gap alle donne 9.400 euro medi in meno. Questo è lo studio sui dati dell'INPS. In Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni sono stati creati 60.000 nuovi posti di lavoro. Giovani lavoro su misura, a pagina 13 commento sull'argomento. Parte il treno del ricordo, sabato il debutto dalla stazione di Trieste, attesa la premier accompagnata da altri ministri, qualche sedia, fotografie in giallite, quaderni di scuola, attrezzi da cucina. Ci sarà anche una selezione delle masserizie degli esuli custodite al magazzino 18 di Portovecchio a bordo del treno del ricordo in questi giorni in fase di allestimento a Roma. Quegli oggetti saranno parte rilevante della mostra itinerante su rotaie che quest'anno per la prima volta Palazzo Chigi, con la struttura di missione anniversari nazionali attiva alle dipendenze del Ministro per lo Sport e i Giovani, sta predisponendo in vista del Giorno del Ricordo, giorno istituito nel 2004 quando la legge 92 fissò il 10 febbraio quale data per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Il richiamo poi è a pagina 5 del Piccolo che scorreremo tra non molto. La fotonotizia triestina ancora KO esonerato a sorpresa mister Tesser, la svolta in Serie C, una scelta che ha fatto subito discutere soprattutto l'ambiente dei tifosi della Triestina, perché sì, l'Unione non sta giocando bene in queste ultime giornate, le ultime 4 per prendere ad esame gli ultimi risultati, ma soprattutto le ultime prestazioni. Ieri è arrivata una sconfitta al Tognon di Fontanafredda, stadio fra virgolette di casa della Triestina, una sconfitta contro la Pro Patria che al netto della posizione in classifica metà bassa ha giocato come una squadra di alto rango, mettendo in grossa difficoltà l'Unione per lunghi tratti della gara di ieri, finita 2-1 per gli ospiti. Al vantaggio iniziale ha risposto nel secondo tempo Redan con un gol un po' fortuito ma sicuramente prezioso e voluto. In seguito la Pro Patria però è riuscita a stabilire il suo vantaggio, 2-1 il risultato finale per gli ospiti ieri a Fontanafredda, e questa sconfitta ha comportato anche l'esonero di mister Tesser in una Triestina che ricordiamo essere sempre terza in classifica in quello che è considerato uno degli allenatori migliori di tutta la categoria, motivo per cui è stato detto una decisione che fa discutere non poco tutto l'ambiente rosso-labardato. Vediamo com'è andata la partita, già che siamo in argomento di calcio e di Triestina, poi completeremo la prima pagina.
Una triestina spenta, frena ancora sul campo casalingo del Fontanafredda e perde contro la Pro Patria. Risultato giusto che la squadra di Colombo ha conquistato, creando di più e soffrendo solo il colpo del pareggio di Redan. La Pro Patria parte bene, le difficoltà alabardate vengono punite al 27esimo. Erroraccio di Petrasso, Renault ha spazio per crossare e trovare Pitou pronto alla conclusione volante in area che porta avanti i suoi. Fuori un Vallocchia totalmente fuori dalla partita e dentro Celeghin. Unione in seria difficoltà e l'ultima situazione del primo tempo la deve sbrogliare Matosevic. Dopo l'intervallo dentro El Azraq per D'Urso e Vertainen per Lescano, poi fuori per infortunio Malomo e Moretti in campo. Subito occasione per Redan, stoppato da Andrečka, ma sono gli ospiti ancora a tenere le redini del gioco in mano. Pro Patria più volte vicinissima al raddoppio, ma il gol lo trova la triestina al 21esimo con Redan che pareggia grazie a un cross che si trasforma in traiettoria beffarda per Rovida. Uno spunto di Guntus viene fermato dalla difesa ospite, poi Redan perde il tempo per servire Vertainen, tutto solo davanti alla porta. Al 38esimo la Pro Patria si riporta avanti, Renault ha il tempo di prendere palla e caricare un destro preciso che tocca il palo e batte Matosevic. Minesso per Correia è la mossa della disperazione per l'Unione che ci prova ancora con Redan che però non sfrutta l'assist di Vertainen. Finisce con una sconfitta che certifica le difficoltà attuali di una triestina che in casa ha raccolto un punto nelle ultime 4 partite. Torneremo su questo argomento tra poco nel corso della mattinata. Andiamo a vedere le altre notizie della prima pagina del Piccolo con il taglio laterale e politica, il colpo di scena di Sgarbi, dimissioni da negoziare, il sottosegretario ora frena, non sono ancora un ex sottosegretario, le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare, dice a sorpresa Vittorio Sgarbi, il sottosegretario alla cultura, aveva annunciato le sue dimissioni, ora già sta un po' ritrattando su queste ultime. Olimpiadi, la medaglia di ritardi de Coubertin in salsa italiana, alle Olimpiadi non basta se partecipare, conta anche e soprattutto come. Quando si apriranno i giochi invernali di Milano Cortina si rischia una magra figura proprio per l'organizzazione che ha delle lacune. I ragazzi preferiscono i vini con meno alcol, le aziende si adeguano, a pagina 10 e 11 questa notizia, la cronaca di Trieste e della regione Riccardi sui consultori, proteste ideologiche, servizi miglioreranno, dice l'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia. Il Trestino Parenzan tra gli atleti italiani nel Tour della Memoria, a pagina 16 il focus, il concorso di ITS punta al cambio di look, spazio alla formazione. Le chiavi al Re e Carnevale, partita infatti la settimana più colorata dell'anno, un tappeto di coriandoli sul quale hanno giocato i bambini in maschera, la cerimonia della consegna delle chiavi della città al Re e alla Regina, l'allegria della musica diffusa dalla banda Refolo, i partecipanti della Bavisella in maschera soddisfatti per essere stati protagonisti di un evento inedito, la corsa del Carnevale. C'è a chi piace, c'è a chi non piace, il Carnevale comunque torna ogni anno con la sua aria di festa, i suoi colori, le sue maschere, è una settimana che vuole essere all'insegna dell'allegria. Andiamo a vedere le notizie, in questo caso però del Corriere della Sera, giusto la prima pagina per i titoli più importanti. Taglio alto con l'Inter, festa Inter, batte la Juve, scappa, la sfida al Meazza, 1-0 ieri per i neroazzurri sull'autogol di Gatti, vanno in testa con un discreto vantaggio e una partita in meno i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. I trattori non si fermano, oggi corteo a Roma, l'ipotesi Sanremo, la Lega al loro fianco, Schlein attacca, senza effetto l'annuncio del governo di alzare le risorse a 8 miliardi, a Milano mucche in piazza Duomo, arriveranno a Roma. E a colpi di slogan e bandiere tricolori che gli agricoltori porteranno la protesta nella capitale. La Lega dice a loro siamo al loro fianco, i primi in testa alla grande marcia questa mattina imboccheranno la Cassia, ma dopo le mucche in piazza Duomo a Milano l'idea è arrivare al palco di Sanremo. Siamo sì nella settimana di Carnevale, ma anche nella settimana del Festival di Sanremo. Sgarbi scrive a Meloni, indagine su altre incompatibilità. L'identità europea svanita, scrive Ernesto Galli della Loggia, la ricerca e i fondi, si guarda all'Unione Europea, al PNRR.
e anche all'identità proprio della stessa Unione Europea. L'intervista a Conte: non facciamo a gara con il PD, ma loro escano dalle ambiguità. Con il Partito Democratico non c'è nessuna competizione, ma per andare avanti insieme basta con le ambiguità. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte interviene a tutto campo su possibili alleanze e analisi sulle prossime elezioni europee. La trattativa con Israele invece, pagina della guerra internazionale in Medio Oriente e non solo. Hamas, gelo sulla tregua, vuole liberi più prigionieri. Si allontana la tregua in Medio Oriente, Hamas sarebbe pronto a rifiutare l'accordo per gli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. La nuova richiesta è di alzare la posta e ottenere la liberazione di un maggior numero di prigionieri. La fotonotizia: mi chiamava bolscevica, quel tè a casa con i terroristi. Anna Maria Cossiga racconta l'uomo e il presidente. Trovai in salotto Mambro e Fioravanti che prendevano il tè. Babbo mi disse: sono innocenti. Anna Maria Cossiga racconta il padre. Di Moro diceva: l'ho ucciso io. Mi chiamava la bolscevica perché votavo PCI. Questa la fotonotizia di Aldo Cazzullo, alle pagine 22 e 23. Invece i dettagli di questo articolo. In auto nelle città, così 30 all'ora salvano le vite, scrive Milena Gabanelli assieme a Leonard Barbieri. In Italia il 73% degli incidenti stradali avviene in città ed ecco perché ridurre la velocità dai 50 km all'ora a 30 può salvare le vite. Gli studi effettuati dimostrano che in uno scontro frontale i nuovi limiti ridurrebbero la mortalità dal 90% allo 0,5%. Ogni anno i morti sulle strade sono oltre 3.000. I feriti gravi sempre oltre i 15.000 e fra loro ci sono quasi 700 giovani con lesioni permanenti al midollo. La prima città europea a introdurre i 30 all'ora in alcune zone del centro è stata Londra, in Europa come detto. Londra la prima a inserire questo limite. Il suicidio del migrante al CPR, esplode la rivolta, il centro di Ponte Galeria a Roma, pagina 10. La legge della relatività, scrive Alessandro D'Avenia. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, che come abbiamo visto si occupa di questi argomenti, di politica, di cronaca e altro ancora. Torniamo al Piccolo, pagina 2, con il mondo del lavoro: 60.000 nuovi posti, il 50% però è a tempo. Alle donne 9.400 euro in meno rispetto agli uomini, under 30 pagati metà degli over 50. Questi alcuni dei dati che Diego D'Amelio ha raccontato nelle colonne di questa pagina del Piccolo. In Friuli Venezia Giulia risulta occupato alla fine del 2022 un totale di 373.000 persone nel settore privato, di cui 159.000 Udine, 98.000 Pordenone, 72.000 Trieste e 43.000 a Gorizia, parliamo in termini provinciali. Il salto maggiore lo fa la provincia isontina, che dal 2014 cresce del 22,4% contro il 19,4% della media regionale. Nel periodo considerato, dal 2014 al 2022, il Friuli Venezia Giulia è passato da 312.000 a 373.000 addetti ad attività private con varie tipologie contrattuali. Pesa l'effetto traino del settore turistico e ci sono ancora margini di crescita. Federalberghi sottolinea il calo dei servizi esternalizzati. La FIPE pensa a paghe più alte, Federazione Italiana Pubblici Esercenti. Nel grafico il numero di occupati dipendenti dal 2008 al 2022, con una crescita sostanziale dai 342.465 occupati del 2008 ai 373.000, quindi dal 3,42 al 3,73, più o meno 30.000 posti di lavoro in più. Come detto al dato del 2022. Il numero di occupati dipendenti per provincia, abbiamo visto essere Gorizia il territorio provinciale che ha avuto la crescita maggiore. Il numero di occupati e dipendenti per sesso nel 2014-2022, con più donne nel periodo di riferimento, in un totale che però vede equilibrarsi questa statistica. I comparti terziario e industria, l'espansione più consistente è quella del terziario, nello specifico il settore alberghiero e la ristorazione, che segnano un più 46,7%, pari a 11.605 assunzioni in 8 anni. Gli assunti delle agenzie del lavoro interinale passano dai 12.000 ai 21.000 addetti, quasi il doppio, più 75,2%. Da notare l'andamento delle costruzioni, più 22,6%, concentrato tra il 2019 e il 2022, grazie agli incentivi
che sono stati erogati dal governo, pensiamo al super bonus, 110%. Nell'industria, che segna un più 9%, c'è il boom della lavorazione dei metalli, da 5.000 a 11.000 addetti, più 109% di incremento di posto di lavoro. Lavorano full time 192.000 dipendenti su 373.000, il tempo pieno è molto meno diffuso fra le donne, riguarda 53.000 di esse contro i 128.000 uomini, più del doppio. Il tempo pieno garantisce in media una retribuzione annua lorda di 33.625 a corrispondere il più delle volte il lavoro stabile durante l'anno, posto che i 181.000 lavoratori inquadrati con altri contratti percepiscono in media 12.424 euro, a testimonianza di meno ore lavorate ma anche di inquadramenti intermittenti e scarsamente retribuiti. Quindi una media retribuzione annua lorda dei full time a 33.625 euro annui, neanche male, così detto, almeno dignitoso, con però invece, e qui siamo dall'altra parte della classifica, invece i tempi determinati, i contratti precari, inquadrati con altro tipo di contratto che invece in un anno portano a casa sempre con una media annua lorda 12.424 euro, che sicuramente è una soglia piuttosto bassa. Per i giovani anche con poca esperienza esistono possibilità di inserimento, soprattutto nel comparto dell'accoglienza turistica. Andiamo alla pagina seguente, ancora numeri, ancora dati. Leggiamo però cosa scrivono nell'articolo. La crescita degli occupati a livello regionale è 19,4%, a Gorizia la performance migliore, abbiamo visto, penalizzati i dipendenti extracomunitari, le loro retribuzioni sono mediamente inferiori di 7.700 euro. E qui possiamo aprire un capitolo di discussione molto ampio per quanto riguarda i salari e anche per quanto riguarda i salari che sono erogati agli extracomunitari e quelli invece che sono erogati agli altri cittadini. Si guardi il caso Monfalcone, si guardi alla concorrenza estera anche nella manifattura, insomma sono tante le componenti che molti cittadini già conoscono e che qui vengono messe numericamente a disposizione anche della lettura di questi numeri. Il vero problema resta la precarietà, la politica agisca a livello di contratti, il monito lanciato dai sindacati di CGIL, CISL e UIL, invocate risposte anche sul gender gap, proprio per la differenza di salario che vede uomini e donne ancora con un differenziale non indifferente. Andiamo ad altro. Sgarbi, non mi dimetto ma poi ci ripensa, prima frena, devo ancora negoziare le dimissioni con il governo, l'agonia sarà lunga, ore dopo dice ora scrivo a Giorgia Meloni, ennesimo colpo di scena da parte di Vittorio Sgarbi, che in questa foto lo vediamo accanto al ministro San Giuliano. Proprio Sgarbi ha avuto parole non gentili nei confronti del ministro. Meloni a Tokyo, aumentare gli investimenti, la visita ufficiale, oggi la Premier incontra Kishida e i vertici dei grandi gruppi industriali giapponesi con interessi in Italia, focus anche sulla stabilità dell'Indo-Pacifico. Altri giorni di proteste, intanto i trattori non mollano, gli agricoltori chiedono ospitalità al Festival di Sanremo. Le alleanze politiche, Eli Schlein in Abruzzo rilancia il campo largo, Movimento 5 Stelle dice sì a campo giusto. Premierato, atteso l'ok, ancora stallo sui poteri, la riforma riprende il cammino. Ancora l'attualità, l'iniziativa sul treno del ricordo da Trieste a Taranto, anche le masserizie Magazzino 18, il 10 febbraio l'inaugurazione della mostra itinerante allestita sul convoglio voluto da Roma e dedicato al viaggio degli esuli. Le carrozze storiche faranno tappa sino a fine mese in altre 12 stazioni di altrettante città italiane, attesa la conferma della presenza della Premier Meloni assieme ad altri esponenti del governo. Borse e valigie, fotografie ingiallite, quaderni di scuola, attrezzi da cucina, ci sarà anche una selezione delle masserizie degli esuli custodite dall'Irce a Trieste, nel magazzino 18 di Portovecchio, a bordo del treno del ricordo, ora in fase di allestimento a Roma. Alcuni di quegli oggetti viaggeranno sul convoglio storico che Palazzo Chigi, con la struttura di missione anniversari nazionali attiva alle dipendenze del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Bodi,
sta predisponendo nei 20 anni dell'istituzione del Giorno del Ricordo. Era il 2004 quando la legge 92 fissò il 10 febbraio quale data per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, ma anche della più complessa vicenda del confine orientale. Dal museo al treno, alle norme che integrano la legge, sarà un anniversario speciale, commenta da Trieste la deputata di Fratelli d'Italia Nicole Matteoni. E alla stazione centrale di Trieste sarà inaugurato sabato il treno, che poi fino al 27 febbraio farà tappa in altre 12 città da nord a sud dell'Italia fino a Taranto. Un treno storico caratterizzato da particolari allestimenti ed evocativi, annuncia Bodi in una lettera inviata alle associazioni del Comitato di Coordinamento per le Celebrazioni, presentando l'iniziativa che, fortemente sostenuta da tutto il governo, ripercorrerà idealmente il viaggio degli esuli. Questo lo vedremo infatti il giorno 10. Nuova rivolta al centro per i rimpatri. L'assessore Roberti: non c'è sovraffollamento, per l'assessore non è mai stata raggiunta la capacità limite dei 150 posti. La Dem Fasiolo annuncia un incontro con sindaco di Gradisca e prefetto. Spiace constatare, dice Roberti, come qualcuno ancora confonda le caratteristiche di GPR e CARA, ha aggiunto l'assessore. Gli esteri, sugli ostaggi accordo lontano, Hamas pronto a rifiutarlo, i media arabi dicono vuole liberi, più prigionieri e la tregua totale. Netanyahu afferma non accetteremo un'intesa ad ogni costo. Le parole dai due fronti: se l'ex presidente Trump fosse al potere, la condotta degli Stati Uniti nella guerra a Gaza sarebbe del tutto differente, ha detto Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele. Gli Houthi minacciano gli Stati Uniti, risponderemo agli attacchi. La tensione non accenna a diminuire nella regione, resta l'incognita dell'Iran, ma Washington e Teheran evitano lo scontro frontale. Si sa che un'escalation di questo conflitto, con un'apertura proprio sfacciata di una dichiarazione di attacco, potrebbe creare un subbuglio internazionale piuttosto importante e deleterio. Per Biden un plebiscito in South Carolina: sconfiggerò Trump, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che stravince le primarie democratiche col 96% delle preferenze, ma la strada verso la conferma alla Casa Bianca resta ancora lunga. Le primarie sono un modo per identificare il candidato di una o l'altra fazione. In questo caso Biden ha goduto di una popolarità nettissima in South Carolina, ma per andare poi nuovamente a sedere all'interno della Casa Bianca dovrà vedersela con i repubblicani. Ucraina, Zelensky ammette lo stallo, servono più mezzi, dice il presidente ucraino. La presenza degli sciacalli, e torniamo invece nel territorio giuliano, ma anche nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia. La presenza degli sciacalli minaccia le incoronate dopo la strage di ovini e a rischio l'olivicoltura. Arrivati a nuoto, attirati dalla presenza di grandi quantità di cibo, i canidi ormai non temono l'uomo e attaccano le prede pure in pieno giorno. Inadeguata finora la risposta ottenuta dal piano di incentivazione alla caccia non ha portato gli effetti sperati. Ci spostiamo al collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per le notizie di questa mattinata e le segnalazioni in agenda. Con noi in linea l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda l'attuale situazione è tutto ovviamente tranquillo, nulla di particolare nella nottata. Voglio far presente che continueranno i lavori in Largo Santos ex ingresso Guardia di Finanza e anche nella parte interna, quindi ci sono dei divieti in atto, che ai veicoli là vada a spostarli se è ancora in tempo. Per quanto riguarda altre segnalazioni, in arrivo il bilico del Rossetti, quindi ci sono dei divieti anche in via Rossetti e via Crispi. Ricordo solitamente il problema a Catinara e la chiusura della rampa Cattinara in direzione Brigata Casale e via Carnaro. E come ho riferito ieri, ho visto dai social l'inizio dei lavori di pulizia della sede tranviaria in Margine Libertà, quindi anche là eventualmente chi ha il veicolo vada a spostarlo prima che arriviamo noi.
Okay. Altre cose non avrei da riferire per il momento. Grazie all'ispettore Gutner, buona giornata e buon lavoro. Saluti. Grazie, noi proseguiamo con il piccolo. A Belgrado l'Expo tematica del 2027, il piano di sviluppo sfiora i 18 miliardi. Tema dell'evento, la vita nel futuro, tra nuove tecnologie e creatività. Vučić promette un netto aumento del PIL. Questa è l'elaborazione al computer di uno dei padiglioni che ospiteranno l'Expo al 2027 a Belgrado. Temi futuristici della vita futura al centro di questa rassegna. Meno alcol, i big dei vini si adeguano, i vertici del Valpolicella, serve evoluzione stilistica per l'Amarone, il Consorzio Colli Orientali del Friuli studia come abbassare i gradi. Puntiamo a Giappone e Vietnam con il Pinot Grigio, i nostri mercati tradizionali sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Germania. Osserva il direttore del Consorzio Pinot Grigio e delle Venezie Stefano Sequino. Oggi stiamo facendo un ragionamento su Giappone e Vietnam, due paesi che potrebbero darci soddisfazioni. L'obiettivo comunque è quello di consolidare i mercati maturi, ma anche battere nuove strade, non ultimo il mercato interno, nel quale il Pinot Grigio è ancora poco presente, dando nuova linfa alle attività promozionali in essere. Identità e produzione ridotta per quanto riguarda il Soave, l'obiettivo a cui si punta con le misure di gestione della denominazione, dice il presidente del Consorzio di tutela Sandro Gini, è quello di porsi in maniera tonica rispetto ai mercati in Italia e all'estero, proponendo un vino marcatamente identitario dal punto di vista del vigneto, grazie alle pratiche agricole condivise. Nel 2024 un nuovo blend bianco, Colli Orientali del Friuli. Attendiamo il decreto che disciplinerà i vini parzialmente dealcolati. Un ragionamento si può comunque già iniziare, dicono gli esperti. Svolta Prosecco, identificate le 4 aree speciali. Zanette dice vogliamo raccontare le specificità dei territori. Stefano Zanetta è presidente della DOC di Prosecco. Colli Euganei, Colli Iberici, Pedemontana Veneta e Pedemontana Pordenonese, qui nascerà un vino unico. Alcune zone turistiche sono interessanti e attraggono visitatori che vengono anche dagli Stati Uniti. Dicono proprio gli esperti. Il consorzio giovane nato nel 2019 con il DOC Friuli, nato come detto pochi anni fa con lo scopo di mettere sotto un unico cappello diverse produzioni che potessero riconoscersi in un territorio comune, dice il presidente del consorzio ed enologo Stefano Trinco. Andiamo alle notizie di attualità. Un giovane africano si impicca e rivolta nel CPR della capitale. Sassi e lacrimogeni a Ponte Galeria e accanto al 22enne una scritta sul muro: vorrei che il mio corpo tornasse in Africa. Situazione critica dietro le sbarre, 15 detenuti si sono tolti la vita solo quest'anno. Il governo punta sull'accordo stipulato con l'Albania in modo da aiutare le strutture che in certe occasioni vivono di collassi ingestibili. Le notizie in breve, sempre dall'attualità e dalla cronaca nazionale. La tredicenne di Catania: non fatemi male e vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare. Sono le uniche parole pronunciate dalla tredicenne violentata martedì scorso a Catania, che filtrano nell'ossetto riservo mantenuto dagli inquirenti sulla vicenda. Ad accusare i 7 indagati, oltre alla confessione del ragazzo egiziano ai domiciliari, anche il riconoscimento da parte della tredicenne e del suo fidanzato. Col DNA è stato possibile identificare le tracce biologiche di 2 degli arrestati. Caso Salis, il padre oggi a Roma, sono fiducioso, c'è fiducia infatti che l'incontro di oggi tra Roberto Salis, il padre di Ilaria, con i ministri Tajani e Nordio possa essere una tappa importante verso la concessione da parte dell'Ungheria degli arresti domiciliari in Italia alla militante antifascista in carcere a Budapest. Sono convinto che con lo sforzo di tutti si porrà presto fine a questa assurdità, ha scritto il padre di Ilaria in un post. Massimiliano Cannata scrive oggi nei commenti delle idee del piccolo: lavoro su misura per i giovani, guardando infatti al cambiamento del mondo del lavoro e paradigmi differenti rispetto al passato. Pagina di Trieste, Riccardi in piazza, proteste ideologiche, ora nei consultori servizio rafforzato. L'intervista all'assessore regionale alla salute che torna sul caso dei consultori. Difende Riccardi la riorganizzazione, le ore di assenza sono superiori alla media nazionale.
le ore di assistenza, le ore di assistenza sono superiori alla media nazionale con questa riorganizzazione. Si guarda al numero delle sedi e non alle criticità di prima. Alle cittadine bastava un orario di apertura fino alle 16, potenziate le equip multiprofessionali e 10 ore di accesso. Superiamo i pregiudizi per garantire qualità dell'offerta. Qui l'intervista integrale di Francesco Codagnone all'assessore regionale Riccardo Riccardi a piede di pagina, ma il comitato resta in allarme, verranno meno ascolto e cura. Dopo il documento redatto da Asugi non si placa la protesta del comitato. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, continueremo la rassegna stampa da questa pagina, avremo tempo, spero, di vedere anche la coda del quotidiano con la pagina culturale e sportiva e poi uno sguardo veloce anche all'edizione di Gorizia, Monfalcone ed Elisontino. A tra poco. Riprendiamo la rassegna stampa di questa mattinata di lunedì 5 febbraio. Vi ricordo che tra non molto, una mezz'ora circa, saremo in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Dalle 9 alle 10 invece sarà nostro ospite il capogruppo della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale Paolo Altin. Torniamo al piccolo, il Carciotti ora rischia l'addio ai set di film e serie televisive. L'edificio neoclassico è stato nel tempo trasformato in questura, ospedale e teatro. Ma in vista ora c'è lo stop alle troupe, l'appello al comune della Film Commission, gli scenari legati al possibile acquisto dell'immobile da parte di Generali. Le notizie in breve: infortunio nelle Noghere, una donna classe 59 si è infortunata cadendo lungo la strada sterrata che passa vicino ai laghetti delle Noghere, sul posto i vigili del fuoco, il 118 e il soccorso alpino. Oggi alle 10 nel Palazzo della Regione di Piazza Unità si aprirà il convegno Lo Stato della parità di genere in Friuli Venezia Giulia. Interverrà l'assessore Alessia Rosolen. Ultimo giorno utile oggi per le iscrizioni online 2024-2025 a nidi comunali e privati convenzionati, sezioni primavera, spazi gioco, scuole dell'infanzia comunali. Questo il rimando. Infatti all'ultimo giorno di iscrizioni proprio oggi, chi dovesse ancora inoltrare domanda ha tempo ancora oggi. Russo sul caso Rocco, seduta consigliere negata ai tifosi della Triestina. Il consigliere regionale e comunale del Partito Democratico Francesco Russo torna all'attacco della giunta di piazza sulla questione dello stadio Rocco, tema che sarà al centro domani di una seduta straordinaria del Consiglio Comunale. La settimana non si apre certo sotto i migliori auspici, commenta in proposito Russo. Avevo chiesto di riunire il Consiglio come un momento verità, che finalmente rivelasse alla città i troppi misteri su una vicenda che è ormai una telenovela a livello nazionale. Il risultato? La maggioranza sta provando a nascondere quanto più possibile una discussione che nelle ultime settimane ha coinvolto tanti triestini e che dovrebbe svolgersi con la massima trasparenza. Non solo, si è approfittato della momentanea chiusura della sala del Consiglio per convocare la riunione da remoto, argomenta Russo, rilevando come vi fosse la disponibilità del Consiglio regionale ad ospitare i lavori. Ma, fatto ancora più grave, la richiesta del centro-sinistra di far partecipare anche una delegazione dei tifosi alla discussione è stata bocciata da tutti i partiti della maggioranza, evidentemente preoccupati di far emergere le contraddizioni e le bugie di questi mesi. La giornata della vita a Burlo, messa con il vescovo Trevisi, infatti ha celebrato ieri una santa messa per la vita nella cappella del Burlo nell'ambito della 46esima giornata nazionale della vita, il cui tema quest'anno è La forza della vita ci sorprende. In tutte le chiese ieri distribuzione e offerta libera delle primule della verità. I Triestini, Parenzan tra gli atleti italiani nel Tour della Memoria, l'azzurro paralimpico in Polonia con un volo di Stato per visitare i luoghi simbolo del dramma dell'Olocausto. L'iniziativa del Ministero dello Sport e dei Giovani. Qui in foto il triestino Matteo Parenzan, campione paralimpico di tennis tavolo, con il volo di Stato proprio come delegato azzurro in Polonia, nei luoghi simbolo del dramma dell'Olocausto. Incidente a San Giovanni di Duino, va a sbattere con l'auto contro un muretto e in gravi condizioni. Ieri pomeriggio attorno alle 4:30 nei pressi del comune di Duino Risina, nei pressi di San Giovanni di Duino, nel comune di Duino Risina, un automobilista ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro il muro di cinta di un'abitazione situata a bordo strada.
La ferita è stata soccorsa dall'ambulanza del 118, ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata con urgenza in codice rosso. Il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara non è in pericolo di vita, con lei anche un uomo che ha riportato ferite lievi. Sul posto vigili del fuoco del comando di Trieste e del distaccamento di Opicine e pompieri, in sinergia con il personale sanitario e il 118, hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di soccorso, operazioni queste che hanno richiesto l'utilizzo delle cesoie e di un divaricatore idraulico per liberare le persone dalle lamiere dell'auto. ITS, il concorso della moda, cambia abito, meno show e più spazio alla formazione. A marzo l'edizione 2024 del contest, profondo il mutamento. Barbara Franchin dice sostenibilità e tutor speciali per i giovani, ma racconta Martina Seleni in questo articolo. Dagli scaffali al ristorante cresce in città l'offerta veg, i prodotti a base vegetale. Qui in foto Martina Pluda e Atina Crocos, cofondatrici di Vegan Meetup Trieste. Le sirenazze in calendario per sostenere il Go-Up, l'iniziativa del gruppo, raccolti 3.500 euro. Le chiavi a Re e Regina dopo la corsa dei 300 fra maschere e sorrisi a Trieste e Carnevale, cerimonia nel segno della tradizione, Piazza Unità e novità podistica per dare il là al periodo di festa. Una corte con i sovrani Auro e Ingrid, le foto qui con l'assessore Rossi al centro, le chiavi del Carnevale, la chiave gigante del Carnevale. Qui c'è anche Roberto De Gioia, l'organizzatore del Carnevale di Trieste, le maschere, le trombette, i bambini vestiti a tema, gli organizzatori anche di questa bavisela carnevalesca che ha visto 300 persone in maschera per lo più correre in un circuito cittadino per dare vita proprio e dare il via alla settimana del Carnevale. Oggi in partenza le iniziative anche nei ricreatori, e sono anche molte le scuole che scelgono di utilizzare questo tema anche per lezioni e momenti ludici nelle aule. Ancora notizie, siamo ai danni da sciacalli in Carso, l'appello del consigliere regionale della Slovenska Skupnost Marko Pisani. Allevatori, agricoltori e residenti sono preoccupati. L'assessore della regione Zannier, interventi a fronte di dati e documentazioni, prima i dossier e poi gli interventi anche economici su come agire nei confronti delle persone colpite dai danni a causa degli sciacalli. Calcio Carnascialesco, al via la seconda fase del torneo per Pulcini, le premiazioni il 12 febbraio in piazza Marconi. Longia riscrive le stelle e i segni dello zodiaco con le note della sua banda. È la compagnia più vecchia del Carnevale di Muggia, fondata nel 1939, ma è stata capace di ringiovanirsi nel tempo. Crevatin della compagnia Ongia, quasi pronti per la sfilata. Manca poco, mancano pochi giorni, mancano ancora i preparativi per arrivare al 100% pronti proprio la sfilata muggesana. Con il gruppo Ermada oltre 40 escursioni a Duino Aurisina. Nella pagina delle segnalazioni un tramonto favoloso in centro città con questo colore veramente interessante del tramonto fotografato e pubblicato. Marciapiede da riparare dopo Staffieri, tutto fermo, scrive Nevio Tulli in via Pitacco. Anche Tele4 è stata presente sul posto per far vedere lo stato dei marciapiedi di Servola. Silvestra, gatta di quartiere, superati 21 anni di pericoli e malattie. Auguri anche agli amici animali. Andiamo all'immaginario scientifico con i mattoncini Lego in Porto Vecchio, alla scoperta di leve, meccanica e tecnologia quando il gioco diventa educazione. La cultura, straordinari viaggiatori nel mondo. Il giornalista e scrittore triestino Marco Valle pubblica per Neri Pozza una raccolta su grandi esploratori italiani, tra cui Pietro Savorgnan di Brazzà e Ardito Desio. Qui l'intervista di Giulia Basso allo stesso scrittore. 6 giovani in comunità psichiatrica e Krypton sullo schermo ai fabbri per il cinema. Domani il regista Francesco Munzi sarà a Trieste in dialogo con Peppe Dell'Acqua. Il film racconta la quotidianità dei giovani ed esplora la mente umana. Qui un fermo immagine di Dimitri, uno dei giovani protagonisti del film Krypton. Amadeus, molti artisti a Sanremo grazie a mio figlio, fatti e persone, in un tempo
di emozionarmi, non ci penso neanche alla vigilia del Festival di Sanremo. Amadeus si racconta a Mara Veniere, a Domenica In collegamento dall'Ariston per la quinta volta a direttore artistico. Qui a Sanremo c'è già tanta gente da tutta Italia, questo mi riempie di gioia. Sarà una festa. L'anniversario, il Ponte Rosso festeggia il suo 100° numero, un titolo oltre il territorio, appuntamenti con la musica e non solo online, solo libri, festival sloveno alle 18. Gabriel Prokofiev porta al Verdi l'eredità elettronica di nonno Sergei, oggi per la Società dei Concerti, in programma di classica rivisitata dal blasonato compositore. Alle 20:30 al Teatro Verdi, musica da film in conservatorio domani, appuntamento alle 20:30 nella Sala Tartini di Via Ghega. Ancora appuntamenti alle 19:30 al Teatro Miela, la resilienza delle Pupkin Cabaret, e poi da mercoledì scoprire l'antica arte fotografica a Palazzo Gopčević. La storia della scenografia con Vitale alle 17:30 e lunedì dello Schmiedel. Lo sport, Trieste in caduta libera, umiliata anche a Forlì, quinta alla fase a orologio. Parliamo di basket, di Serie A2. Sono 5 le sconfitte incassate nelle ultime 8 partite, di cui 3 imbarazzanti. Espulso coach Christian che fa irruzione sul parquet per protestare. È finita 92-64, netta vittoria di Forlì contro Trieste. Vildera nettamente il migliore, Filloi e Candussi inconsistenti, le pagelle biancorosse di Raffaele Baldini che salva Vildera, voto 8 per lui. Male gli altri, soprattutto De Angeli, Ferrero, Filloi, Candussi. Campogrande si salva a malapena Ruzier e si salva anche con una sufficienza Brooks. Bossi, pessimo ingresso nella partita. Blando poi non ha giocato tanti minuti, la sua partita infatti è stata questa. Si comincia in casa contro l'UIS Roma, poi Cantù fuori, gli avversari della nuova fase con la fase a orologio. Questa la classifica, intanto Forlì in testa, seguita da Bologna. C'è terza Udine, poi Verona, Trieste, Rimini, Assigeco Piacenza, Cento, Nardò, Cividale, Orzinuovi e Chiusi. La prossima partita nella fase a orologio sarà Pallacanestro Trieste e l'UIS Roma. Questo infatti il prossimo appuntamento della squadra triestina di basket. Unione esonerato Tesser, colpo di scena, la Triestina esonera l'allenatore Attilio Tesser, fatale la sconfitta interna con la Propatria 2-1. Adesso arriviamo anche al calcio. In eccellenza Cinquine della Progorizia, in promozione colpo del Monfalcone in casa del Lavarian. Lo Slovolley vince la Coppa FVG, ennesimo successo per la Slovolley che conquista alla Uzzacco la Coppa Regione battendo il Fiume Veneto per 3-1. Queste le notizie in breve, ma l'approfondimento sul calcio ce l'abbiamo nelle pagine seguenti. La Triestina va KO e la società esonera Tessera e il suo staff. Il club ha comunicato in serata all'allenatore la chiusura del rapporto di lavoro. Alla Bardati battuti dalla Propatria dopo una prova scialba, nonostante il pari di Redan. È finita 1-2 Triestina Propatria, con gli ospiti che hanno giocato meglio dei locali giuliani, con l'esonero poi dell'allenatore Tesser. Il club, grazie a Tiglio, comincia un'altra fase, contatto con Aglietti. Rosenzweig, il presidente della Triestina, l'allenatore, ha messo ordine a una rosa nuova, occuperà sempre un posto speciale nella storia alla Bardata. Detto Ben Rosenzweig, presidente della Triestina. Intanto l'editoriale con la Giancarlo Padovan, Juve battuta, scudetto più vicino, solo l'Inter può perderlo. Per quanto riguarda il calcio di Serie A, ieri c'è stata la partita di Serie A tra Inter e Juve, il derby d'Italia vinto dai nero-azzurri con l'autogol di Gatti. Le pagelle con Redan il migliore in campo, Matosevic che salva il risultato, Germano, Malomo, Moretti un 6 per una partita ordinata di questi giocatori. Struna da rivedere, Petrasso inconsistente, Vallocchia esce subito con un infortunio e un rendimento non al meglio. Correia, Gunduz e Celeghin
sulla linea della sufficienza. Male anche D'Urso, che non si è visto nella partita di ieri, al pari di Lescano e Vertainen, e la Zrak entra e come al solito cerca di scombinare un po' gli equilibri, ha guadagnato una sufficienza, ma di fatto la Triestina ha perso ieri contro la Pro Patria. Guardiamo la classifica, il Mantova resta primo a 57 punti, il Padova subito dietro a 51, la Triestina resta terza a 46 punti, mantiene un distacco di 8 punti dall'Atalanta Under 23 che ha una partita in meno. Poi seguono Pro Vercelli, Vicenza, Lumezzane, Virtus Verona, Albino Leffe e proprio la Pro Patria che sale alla 10ª piazza superando il Legnago. Poi ci sono Gian Erminio, Arzignano, Renate e Trento, Pergolettese, Novara Pro Sesto, Fiorenzuola e chiude la classifica l'Alessandria. La prossima partita sarà questo venerdì alle 20:45, Mantova-Triestina, partita come si dice di solito di cartello, la prima contro la terza. La Triestina non ci arriva assolutamente con un favore del pronostico, in virtù soprattutto delle ultime sconfitte, ma è chiamata a una prova maiuscola contro una delle squadre più forti di tutti i gironi della Serie C. La Triestina, come il Mantova e le squadre che abbiamo appena elencato, giocano nel girone A, sono 3 i gironi A, B e C. Mantova è una delle squadre con il ruolino di marcia migliore. La partita sarà trasmessa in diretta da Tele4 venerdì sera, assieme a me Francesco Vitturi, con il quale seguiremo la telecronaca di questa partita in diretta, come detto, 20:45 venerdì 9 febbraio. I più attenti avranno notato che nella pubblicità di Tele4 ancora c'è lo spot che inquadra la squadra allenata da Attilio Tesser. Lo cambieremo nella giornata di oggi, visto che l'esonero è arrivato proprio ieri in serata, quindi ci sarà tempo per cambiare anche questa dicitura. Altro dal calcio dilettantistico, in questo caso Maracchi illude lo Zaulera Buiese, Marzi regala il pari a San Luigi, la Juventina cede contro il Forte Tamai, doppietta di Zorzetto. Sistiana e Rive d'Arcano si spartiscono la posta, Pro Gorizia e Cinquina di Forza, la malcapitata Pro Fagagna, e il Chiaravo alla Ponziana cade sotto i colpi del Codroipo, secondo KO di fila per i triestini. Unione Fincantieri Monfalcone, colpo a Mortegliano, Victory, punti salvezza, Ronchi in gran forma per la promozione, il team di Zanutti batte il Lavariani, Crass pari con l'Ancona, vittorie per Lupetti e Amaranto, il Sant'Andrea muove la classifica. Queste le classifiche e i risultati per l'approfondimento dei dilettanti. Il Muggia fugge a +7 dall'Azzurra, rispunta l'Isonzo, Rivieraschi belli e concreti con la Romana, San Pier piega San Giovanni, il Breg si ferma sul pari con il Costalunga. La pallavolo maschile, lo Slovoli vince la Coppa Regione contro un agguerrito Fiume Veneto, complimenti ai ragazzi e allo staff, partita combattuta per la compagine di Peterlin che si impone per 3-1 e le conferma il proprio stato di grazia. Qui un'azione di gioco nella sfida di semifinale contro il Socia. Il Pordenone sul podio nel derby tutto friulano con Spilimbergo nella Coppa Regione femminile. Lo Zalet Baric sigla il tris, il Sokol regola Trieste, Swan, Staranzano KO con Ronchi, Vega Italia e VHS Trasporti mettono la loro sigla al centro Antonio Coselli, il nuovo sponsor che aiuterà le casse dei club. Lo Jadran Gostov dà il meglio a Chiarbola contro il Montebelluna, Falcon Star Pontoni stoppata dall'Oderzo, un secondo dalla fine. Siamo ancora al basket nella Serie B interregionale con i risultati appena letti. Sci ai transfrontalieri sulle nevi di Tarvisio si laureano campioni Carniel e Vodopivet. L'atleta della SC Monte Calvario e la giovane dello SK Gorizia conquistano il podio più alto della Kermesse dello Sci Club 2. Qui il podio e le coppe in mano ai vincitori. Lo sci giovanile internazionale, trofeo Biberon, nuova Gymkhana, raffiche di medaglie per lo Sci Club 70. L'atletica, Messina e Brigante d'Oro ai campionati italiani indoor. Tuffi, Italia d'argento, Tocci e Marsaglia sono da applausi dietro solo ai cinesi. Lorenzo dice: eravamo qui per ottenere un grande risultato, niente podio per Minisini e Pedotti nel misto tecnico-artistico. Per il ciclismo Van der Poel senza limiti è ridato nel ciclocross. Per lo skateboard Mazzara sogna Parigi, lo skate salva i giovani. Ancora
sport col 6 nazioni, l'Inghilterra loda gli azzurri migliorati dal mondiale all'Olimpico di Roma la partita. Jule supera a Chamonix, da ultimo finisce primo per la Coppa del Mondo. Per il golf vince Frittelli in Bahrain e dominio sudafricano. Big match di ieri, all'Inter basta un autogol, la Juve va al tappeto, Thuram provoca l'errore di Gatti che decide lo scontro diretto per il titolo. I nerazzurri vanno a +4 con una partita in meno proprio sulla Juventus. Nella ripresa soltanto le parate di Szczesny tengono in partita la squadra di Allegri. Il calcio italiano piange Hamrin, un uccellino immarcabile, il lutto a Roma, qui la maglia con Hamrin, lo stesso Pelé a fianco a lui. I risultati della giornata di Serie A con la classifica: Atalanta-Lazio è finita 3-1, Bologna-Sassuolo 4-2, 0-0 fra Empoli e Genoa, Frosinone-Milan 2-3, Inter-Juve 1-0, Lecce-Fiorentina 3-2, Napoli-Verona 2-1. Oggi si giocherà alle 20:45 Roma-Cagliari, Torino-Salernitana e Udinese-Monza, 2 sfide da 0-0. La classifica dice Inter in testa, 57 punti, segue la Juve, poi il Milan e l'Atalanta, le 4 della zona Champions. La sorpresa di quest'anno è il Bologna, che è quinta, seguono la Roma, Napoli e Lazio, Fiorentina, Torino, Monza, Genoa, Lecce, Frosinone, Sassuolo, Udinese, Cagliari, Verona, Empoli e Salernitana a chiudere la classifica. 19 le reti di Lautaro Martinez dell'Inter con 2 rigori, capocannoniere della Serie A, seguono Vlahovic della Juve, Giroud del Milan e Soulé del Frosinone, 10 reti e 4 rigori per lui. Andiamo alla pagina della cronaca del piccolo di Gorizia e dell'Isontino. Avviato il distretto del commercio, si cerca il manager, fondi in arrivo, fari puntati anche su Piedimonte, va rivitalizzata l'area artigianale, la partita della visibilità online. Il marketing, dice l'assessore Cagliari, le dinamiche, dice invece Madriz del commercio, proprio per rivedere quell'area. Il rinnovo dell'arredo urbano con nuove fioriere a aiuole, l'affidamento all'agraria isontina. Troppi gli alloggi ATER sfitti, soltanto a Gorizia sono 250. La denuncia di Laura Fasiolo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Siamo la maglia nera assieme a Trieste. Chiesto un salto di qualità nell'opera di riqualificazione degli appartamenti. Giulia Roldo, Martina Sindaco, chiede l'attivazione dello sportello sociale, il peso delle bollette e il mercato tutelato invece in un incontro nella giornata di mercoledì. Una folla alla sfilata di Carnevale, vincono i folletti irlandesi e Dumbo, Marcottini si impone tra i gruppi, tra i carri d'Oberto del Lago, precede Medeazza e San Floriano, la 34esima edizione del Carnevale di Gorizia. Aprono i cantieri in via 9 agosto e lungo una laterale della Mainizza. Monfalcone invece il Vigilantes debutta in biblioteca contro schiamazzi e assembramenti. Servizio di Alexa con orario 9-12, 15-19 su input del comune, rimosse pure le poltroncine nell'atrio. Qui l'ha detto la sicurezza in servizio alla biblioteca Francomiglia, in passato presidente della Proloco. Il cantiere avvia la formazione dei diretti lunedì 12, tavolo istituzioni sindacato, incontro delle parti sociali e imprenditoriali dopo Roma sul patto per il lavoro. Si parla di automatizzare e robotizzare i processi interni. La SVOC torna a Centini, bisogna cambiare rotta con un giusto equilibrio tra agonismo e passione. L'ex numero 1 superato il presidente uscente Chiarandini, sono necessari lavori di miglioria a cominciare dalla banchina numero 4. Andiamo a leggere poi l'intervento di Moretti, dalla regione ancora nessuna certezza sul CRUA transfrontaliero. Il bilancio, la protezione civile ha svolto 2060 giornate di attività. A Ronchi, nella chiesa di San Lorenzo, risuona l'organo restaurato a quasi un secolo dalla costruzione, la stessa impresa l'ha rimesso a nuovo. Ieri le prime note della messa celebrata dal parroco Don Sudoso. Passeggiate, yoga e realtà aumentata per gli anziani. L'iniziativa il comune di Turriacco ha messo a punto il progetto sull'invecchiamento attivo. Comincia
alle ACLI il corso di micologia a Ronchi, in un anno 444 donazioni alla Fidas di Ronchi, presto in assemblea. A Romance di Sonzo, Museo Longobardo di Romance, c'è l'ok della soprintendenza. Andiamo a leggere poi: la sanità gradisca distribuzione dei vaccini, i medici sontini rimangono penalizzati, ancora Gradisca in TV, la Rosa d'Istria, la fiction girata tra Mossa, Gorizia e Gradisca. Domani strada chiusa nella località Groine invece a San Floriano del Collio. Mamola, la canzone simbolo di grado e più longeva del Festival di Sanremo. La rassegna gradese è più vecchia di quella ligure, cominciò nel febbraio del 46 in una serata di allegria dei pescatori, e qui c'è un po' di competizione con Sanremo, competizione in senso buono. Friulano in classe, iscrizioni entro il 10 per quanto riguarda le scuole, gli alpini di Latisana e di Latisanotta uniti nel ricordo delle vittime della battaglia di Nikolaevka. Con questo noi ci fermiamo per andare in pubblicità, come detto saremo tra poco in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno, benvenuto il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, buongiorno a Tele4, grazie di avermi invitato qui a parlare con i cittadini questa mattina e adesso aspettiamo, anzi vi invito a telefonare il più possibile, insomma, anche per conoscere quali sono le problematiche della città. Intanto una di queste è legata allo Stadio Rocco, ci sarà mercoledì un consiglio comunale telematico, al netto delle richieste, lo vediamo dalla colonna del piccolo del consigliere Russo, di convocare una seduta in presenza. C'era la disponibilità del consiglio regionale, però lei mi spiegava adesso durante la pubblicità che la seduta in una sede diversa da quella del consiglio comunale, quindi dal palazzo di Piazza Unità, ha comunque tutto uno suo, non tanto un iter, quanto un suo costo, una sua organizzazione, mobilitare i segretari, dover chiedere di mantenere aperta la sede ad hoc, cioè comporta tutto un processo organizzativo. È corretto, Panteca? Ma sì, certamente non è la questione del costo, perché il costo in qualche modo poi si riesce a fare un ragionamento con la Regione. Ma il discorso è tutta la parte organizzativa del comune, di spostare tutte le attività sia di votazione sia di verbalizzazione per un consiglio comunale in regione, presso il consiglio regionale, mi destabilizza un po' quelle che sono le regole un po' del comune di Trieste. Lo abbiamo fatto anche dei consigli comunali, li abbiamo fatti in regione durante il Covid, è stato sicuramente positivo. Poi mi è stato detto anche, mi è stato rappresentato che il sistema di votazione ed alcune cose non funzionano o funzionano alternativamente. Poi sai, certe cose bisogna deciderle quando ti trovi nella parte istituzionale giusta. Io questa cosa l'avevo già decisa in conferenza capigruppo il giorno prima, ne ho parlato con tutti i capigruppo, gli ho spiegato le necessità che io avevo o l'amministrazione aveva per organizzare un consiglio comunale. Noi abbiamo la nostra sala in questo momento inagibile perché si stanno rifacendo come spiegavo anche l'altra volta, tutti i lavori informatici all'interno della sala del Consiglio, per questo è improponibile andarla a fare in questo momento in presenza, anche perché ci sono dei lavori e non possiamo riunirci. E come dicevo, ne avevo parlato e abbiamo deciso tutti insieme di fare in videoconferenza, perché la videoconferenza è stata approvata, è stata inserita nel regolamento ed è possibile, è un consiglio comunale come tutti gli altri, certo di andare a trattare nemmeno tante delibere, ma andare a trattare solo un argomento e spostare tutta la macchina comunale presso la Regione, a mio avviso, ma anche avviso anche
diciamo, la maggioranza diciamo, della conferenza capigruppo era d'accordo con me, perché insomma anche qualcuno dell'opposizione era d'accordo con me, per questo ho deciso di fare in videoconferenza anche in virtù di quello che sarà anche alcuni consigli comunali che andremo a fare sempre in videoconferenza se persiste, insomma, se i lavori nella sala del Consiglio non vengono ultimati. No? Quanto tempo di lavori dovrebbe impiegare questo rifacimento? I lavori sono circa un mese, pertanto quando vi dicono circa un mese sarà sicuramente poi un mese e mezzo, perché purtroppo funziona così. Io vigilo tutti i giorni. Ma sono già partiti? Sì, sono già partiti. Ma vigilo tutti i giorni vado alla sala del Consiglio e mi informo come migliore dei capocantieri, insomma. Certo. Ma solo così poi si riesce a far rispettare la tempistica. No? Andrà a vedere il cantiere della sala del Consiglio con il cappellino e il piccolo sotto il braccio? No, non serve, in quel caso non serve perché sono solo passaggi di fili, non sono lavori particolari. Non serve il berretto, va bene. Andiamo a una telefonata, la prima di questa mattina, buongiorno. Sono in linea? Prego. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Non vorrei soffermarmi su tutte le criticità che ci sono a Trieste, perché cominciamo un attimo a parlare dello stadio. Chi ha fatto il contratto per dare in affitto lo stadio per fare gli spettacoli? Come mai adesso dobbiamo noi, tutta la popolazione, tirare fuori i soldi? Perché che siano soldi comunali o soldi regionali, da dove ne vengono fuori? Dalle tasse che sono aumentate, sono sempre di più, non basta l'inflazione, non basta la gente in miseria, così pagheremo ancora di più per una cosa che dovrebbe essere stata messa nel contratto. Allora, poi non parliamo della legge 190-2014 che non conosce nessuno sul Porto Franco Nord, ripresa con la 205 del 2017, nessuno conosce. Parliamo della deputata Matteoni, non mi ricordo come si chiama. Allora lei chiede una cosa al governo di cui non conosce da dove arriva, chiede di mettere in atto l'allegato ottavo, l'extradoganalità del porto, però non sa che arriva dal trattato di pace. Questi qua tirano fuori solo quello che gli serve. Questa è l'onestà della politica? Questa è l'onestà della politica? Nessuno conosce la legge 3054 del 52, nessuno conosce il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione, nessuno conosce l'articolo 28 della Costituzione dove chi giura sulla Costituzione italiana è obbligato a rispettare le leggi e la Costituzione e a farla rispettare, perché non basta dire. Se poi vogliamo un attimo, io non voglio giudicare, ma mi piacerebbe tanto leggere anche la sentenza di Cassazione, perché come ha detto anche il ministro Nordio, i magistrati devono agire nel solco della legge. E quando leggo sulla sentenza che è stato preferibile quella teoria invece che l'altra teoria da parte di un magistrato, non so, mi suona un po' così, un po' strano, ecco. Dovrebbe dire la legge c'è o non c'è, dice questo o dice quell'altro, ma non una teoria è preferibile a un'altra. Questo qua, anche lei, il suo ospite, il consigliere, presidente Panteca, certamente non conosce la legge 3054 del 52, non conosce il trattato di pace. Mi dispiace perché l'Italia, che è un bellissimo paese, avrebbe bisogno di politici, diciamo, se sono scorretti nei confronti del territorio libero, penso, verrebbe il dubbio, come diceva Andreotti, a pensare male qualche volta ci si azzecca. Grazie e buona giornata. A lei. Meno male che c'è qualche cittadino come questo signore del territorio libero che conosce un po' tutte le norme, sa che i politici sono tutti ladri, conosce tutte queste cose. Sa che i giudici non si devono esprimere secondo la legge, sa che il Presidente del Consiglio non conosce le leggi, sa tutte queste cose. Sa che abbiamo aumentato le tasse quando le tasse non sono state aumentate, sa tante cose che non conosce. E il discorso è proprio questo.
perché le cose le devi conoscere, le istituzioni devi sapere come funzionano, la politica devi sapere come funziona, no? Perché se non riusciamo ad entrare nel merito della politica è difficile dare un giudizio. Io l'ho fatto, facevo parte della Guardia di Finanza, ho deciso, una volta che sono andato in Quiescenza, ho deciso di fare politica, ho deciso di conoscere che cos'è la politica, cosa deve fare la politica per la città. Nel mio caso sono un semplice Presidente di Consiglio Comunale, mi occupo di far funzionare la politica a livello comunale, mi occupo del Consiglio. Come vede, le tematiche che mi vengono chieste quando vengo qua sono simili, perché io sono quello che devo fare rispettare le regole del Consiglio Comunale e le faccio sicuramente rispettare per quello che sono i miei compiti. Poi lei mi parla sempre del territorio libero, ne abbiamo parlato, sono 7 anni che vengo qui a Tele4 e 7 anni, anche se non l'avessi studiato, guardi, anche se non lo conoscensi per niente, lei ogni volta che sono venuto qua mi ha sempre parlato, ha sempre chiamato e ha sempre parlato di territorio libero. Io gli ho detto che non si deve preoccupare perché le istituzioni politiche, ma anche tutte le altre istituzioni, fanno rispettare le leggi, stia tranquillo per questo. Lei interviene sempre con questo accredine, come se tutti non conoscono niente, tutti non sanno niente, sono tutte le persone non conoscono nessuna norma, nessuna legge, l'unico che conosce è lei, perché mi parla sempre e mi fa sempre le stesse domande. Io preferirei poi non dire altro. Va bene, Panteca, andiamo a leggere una mail che ci permette di agganciare il collegamento con Gianluca Paladin, perché la mail dice: buongiorno, il mio personale ringraziamento è il mister Tessere Strucheli, grandi persone con un curriculum lavorativo che parla da solo, con gli ottimi risultati ottenuti nella loro carriera, non ho parole, solo imprecazioni riguardo l'esonero di Tessere, scrive Corrado Tremul. Andiamo da Gianluca Paladin, che proprio su questo argomento si trova in una cornice che ha a che fare con la Triestina, per sondare un po' l'opinione delle persone, dei tifosi, qualora dovessimo incontrarli questa mattina, proprio per questo esonero, allontanamento dell'allenatore. Gianluca, buongiorno. Sì, grazie Bernardo della Linea. Siamo al bar Capriccio, via Bramanto, una vera e propria istituzione di fatto dei tifosi della Triestina, che insomma molti hanno davvero l'amaro in bocca per questa doccia fredda, qualcuno magari si aspettava, aveva annusato l'aria per così dire, qualcuno ci è rimasto proprio male. Tessera, la sua seconda avventura a Trieste, comunque una figura assolutamente capace, rispettabilissima, insomma molti l'hanno percepita come una vera e propria doccia fredda. Io ovviamente ringrazio il Bar Capriccio per averci ospitato in questo momento e vado subito da una delle prime persone e, insomma, cosa pensiamo di questa situazione con Tessere esonerato ieri, in serata dalla società, è stata una doccia fredda, era nell'aria, cosa ne pensa? Penso di sì, che era già nell'aria, ma poteva ancora rimanere, come hanno detto tanti, perché appena è cominciato magari mandar via qualche giocatore e tenere piuttosto l'allenatore. Perché è troppo presto per mandarlo via, è una roba un po' assurda, ecco quello che ha fatto la società. Adesso vediamo come cosa succederà venerdì, che andiamo a Mantova e dopo si vedrà venerdì. Aspettiamo notizie della società e dopo vedremo. Un campionato sopra le aspettative finora, al di là del periodo non facile, soprattutto in questa parte invernale, gennaio-febbraio, dove magari c'è un po' di calo, però Tessera aveva portato punti alla squadra, aveva fatto girare il motore a dovere. Ecco. Sì, ha fatto abbastanza bene, ha portato su la squadra, perché anche siamo ancora terzi, non è che siamo malamente, però è successo qualcosa tra di loro. Adesso noi stiamo aspettando venerdì di sapere qualcosa e via, aspettiamo, siamo in attesa. Tifiamo tutti Triestina in ogni caso. La ringrazio, vado dal suo collega a questo punto, eccoci qua. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Anche lei super tifoso, come ha preso la notizia? Sempre. Come ha preso la notizia?
Non ce l'aspettavamo nessuno di questo esonero, anche se la squadra non seguiva più tanto l'allenatore. Alcuni dicono forse nella decisione degli acquisti di gennaio, oppure insomma sul mercato c'era discordanza, ma in realtà non si capisce bene. Sta di fatto che Tesser, insomma, un po' una doccia fredda per molti, no? Sì, più che fredda, perché forse anche per il mercato di gennaio che sono saltati 2 acquisti, e anche Tesser forse sarà restato male, insomma, che non ha avuto rinforzi. La squadra si è indebolita più che rinforzata. Comunque se l'aspettava? Sì, sì. Era nell'aria. Sì, 3 partite che già si vedeva che non c'era più l'entusiasmo della squadra. Prima si abbracciavano tutti e dopo... Se mi permetto di dire, anche da imprenditori americani vogliono vedere i risultati, forse si sono anche un po' magari spaventati da aver inanellato 2 o 3 partite non positive. Sì, forse anche troppi punti persi per strada, perché insomma, bastava pareggiarle quelle sconfitte, eravamo più vicini. Certo. Va bene. Speriamo bene. Vi ringrazio, Forza Unione. Forza Unione. Sì. Grazie a tutti davvero, grazie al Bar Capriccio e Forza Unione sempre. Noi, Bernardo, ora ci sposteremo anche in altri locali e cercheremo di raccogliere altre voci di tifosi e appassionati della Triestina sull'esonero di Attilio Tesseri. Intanto ti restituisco la linea. Grazie Gianluca, abbiamo altre mail. Allora, buongiorno, volevo portare all'attenzione di tutti i cittadini del comune di Trieste, ingresso Largo Granatieri, raccolta firme, primo piano, stanza 210, del lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, c'è un contatto telefonico, si può chiamare anche prima di recarsi, si tratta di firmare, lo facciamo vedere, per difendere libertà fondamentali dal 15 gennaio al 15 luglio di quest'anno presso l'ufficio elettorale per queste 3 proposte di legge iniziativa popolare annunciate in Gazzetta Ufficiale. C'è un codice: diritto alla libertà di pagare in contanti, stop all'indottrinamento gender nelle scuole, diritto all'autoproduzione del cibo. Firmiamo, invitiamo a firmare, questo è www.liberinveritate.it. Così potete trovarlo sia su internet che anche l'appuntamento per la raccolta firme al primo piano dell'ingresso del comune Largo Granatieri, stanza 210, del lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Una mail chiede quando l'apertura del nuovo parcheggio Roiano. Ancora non abbiamo avuto notizia dell'apertura del parcheggio, però sicuramente un'opera Panteca, un'opera di riqualificazione molto attesa, non soltanto dai roianesi, un po' da tutta la città. Beh, certo, insomma, sono circa 20 anni che quel cantiere per un motivo o per un altro è aperto, per questo i cittadini di Roiano, dopo che c'è stata l'apertura, che sono iniziati i lavori, che hanno visto effettivamente come migliora il rione di Roiano, certamente non vedono l'ora che tutti questi servizi che noi abbiamo messo a disposizione, partendo dal parcheggio, dall'asilo, ma tutti gli altri servizi vengono messi a disposizione. Sono impazienti, ma io lo sarei anch'io al posto loro, insomma, principalmente di chi abita Roiano. Vede, i rioni di Trieste sono tutti belli, bisogna riqualificarli, e come abbiamo fatto con Roiano, anche sugli altri rioni ci stiamo lavorando, ed è giusto che ci sia questa attesa, questa impazienza, questa voglia di crescere, perché noi vediamo la città di Trieste, la vediamo in questo modo, la vediamo continuamente in crescita. Poi insomma alcune parti politiche la possono vedere diverse, perché la vedono diversa perché c'è sempre quel detto, dice Martin contrario, no? E allora, certamente è così, però quello che io non condivido di queste cose è quando si demolisce non delle verità da parte di alcune parti politiche, rappresentando delle cose negative, no? E sempre con queste credini, come io dicevo prima al signor Fulvio, cioè non è così che si fa politica. Politica si fa andando poi nel merito delle situazioni e andando a sviscerare, magari confrontarsi anche, no?
dando delle soluzioni, perché parlare negativamente mi viene facile anche a me. Se io devo fare l'opposizione, un'opposizione di questo tipo, parlando solo male dei lavori, parlando male continuamente, senza mai dire delle positività, perché io credo che tutti nel nostro lavoro delle positività le facciamo. Io non ho mai sentito una, eppure a breve apriremo anche per esempio il viale monumentale del Porto Vecchio. Io credo che sarà una bella cosa per Trieste. Anche là poi parleremo negativo. Anche sulla galleria di Montebello. Adesso siamo tutti contenti. Avevamo messo 30 orari durante i lavori, è successo il finimondo. Adesso tutti sulla cabinovia uguale? Sarà così anche sulla cabinovia? Sì, no, anche là metteremo un limite di velocità. No, non dicevo del limite, no? Dicevo che tutti ne parlano male oggi, magari domani l'apprezzeranno. Ma sarà, sicuramente sarà tutti, anche molti, così. Certamente io dico sempre, dove la cabinovia passerà sopra, vicino alle abitazioni dei cittadini, certamente non saranno contenti e non ne parleranno mai bene, ovvio. Ma questo può succedere a tutti, può succedere. Purtroppo bisogna utilizzare un metodo di giudizio. Adesso, ahimè, è capitato a quei cittadini o capiterà a quei cittadini che abitano in quella zona. Io, come ho detto sempre, quei cittadini di quel posto devono battersi per aumentare i servizi Noi siamo disponibili ad ascoltare e vedere cosa possiamo fare per quella zona come servizi. Andiamo ad ascoltare una telefonata. Buongiorno. Buongiorno consigliere Pantetta. Buongiorno. Sono Maurizio. Buongiorno Maurizio. Senta, niente, io so che mi interessano molto di più le questioni locali. Volevo spendere due parole ugualmente su quel caso di Ilaria Salis. Cercherò di essere chiaro il più possibile. Ecco, e comunque questo, secondo me, come la vedo io, quindi sono informato, ma insomma questa persona, questa maestra, ha qua in Italia non sarebbe nemmeno stata arrestata per una prevenzione fermata. Questa è la mia, no? E dopodiché, io dico della politica che sia, diciamo, Salvini e diciamo anche il governo, una cosa e l'altra un po', no? Fanno il gioco della politica e questa persona rimane lì, non so, rischiando 20 anni, insomma 20 anni per cosa? Era questo ho voluto dire io, sono stato tanto chiaro, se volete pure dire qualcosa a voi, io vi ringrazio. Grazie. Caso Salis, Pantecca, se vuole spendere due parole su questa cosa. Certamente, ma molto volentieri, perché insomma io credo che lo Stato italiano si sta muovendo molto bene anche nel rispetto delle regole internazionali. E purtroppo quando noi cittadini ci muoviamo andando all'estero, andando a fare delle manifestazioni, andando a commettere dei reati, sappiamo anche cosa andiamo incontro, non è che non lo sappiamo. Certamente l'Ungheria è un paese dell'Unione Europea, della Comunità Europea, per questo deve adeguarsi a certe regole. Se fosse stato in Italia certamente non fosse così, perché in Italia ci sono delle regole non completamente diverse, ma vengono date anche delle interpretazioni diverse. Però è la stessa cosa quando qualche italiano è andato in Russia, insomma ne abbiamo visto, no? Mi sembra che alcuni personaggi che sono andati là sono stati arrestati, possono essere rilasciati, ma sappiamo che non si può manifestare in un certo tipo in certi paesi. Allora evitiamole, no? Ovviamente adesso noi faremo di tutto, insomma, lo Stato italiano si sta occupando, mettendo in atto tutte le situazioni per cercare di portare a casa la nostra insegnante. Il governo ungherese ha fatto anche delle aperture, mi sembra di ascoltare ieri, avevo ascoltato che ha fatto delle aperture che dipenderà dalla magistratura, comunque faranno in modo da mettere gli arresti domiciliari in Italia. Diciamo. Questa è la trattativa, sì. Leggo altre mail. Ora
Buongiorno, ora tutti hanno la libertà di pensiero e parola, ma direi che è ora di smetterla di chiamare ogni santo giorno e recitare o prenderla alla larga sull'autonomia del territorio libero. Siamo un pochino stufi, perché penso di non essere solo a pensarla così, ma se ha tanto vigore, perché il signor Fulvio non si candida a vincere le elezioni per poi proporre la sua risoluzione sul tema? Grazie, scusate, ma il vaso è un tantino colmo, scrive un nostro assiduo ascoltatore. Altra mail dice: non ho capito a cosa servono quella massa di politici nelle circoscrizioni quando i cittadini segnalano lo stato in cui è Trieste. Basterebbe fare dei settori con dei responsabili per le manutenzioni ordinarie, ma purtroppo bisogna creare della confusione per non trovare i responsabili. Basta dare la colpa all'uno o all'altro per non risolvere i problemi della città. Scrive Nevio riguardo le segnalazioni. Lo stesso ha fatto segnalazioni su Servola. È importante questa segnalazione e la prendo con favore. Quello che la circoscrizione non ha nessun tipo di potere decisionale di fare infatti un lavoro, un altro lavoro. Quello che la circoscrizione fa è quella di rappresentare al Comune di Trieste quali sono le necessità del territorio. E lo fanno, io credo che quasi tutte le circoscrizioni stanno sempre sul territorio e rappresentano continuamente quali sono poi le necessità della zona, del posto dove lavorano o che hanno contatti con i cittadini. Lo fanno spesso, a volte si riesce poi a mettere in atto quelle che sono le richieste che fanno le circoscrizioni, altre volte no. Ma secondo me le circoscrizioni sono necessarie perché è il primo, è il front office, diciamo, del Comune di Trieste, dove il cittadino si può recare e rappresentare quelle che sono le necessità, magari fare anche delle conferenze su questo, vedere come si può migliorare un rione. E da qui parte sempre lo sviluppo dei rioni, parte sempre se si lavora in un certo modo, si lavora bene, si lavora con passione, a lungo andare il rione, le circoscrizioni, d'accordo ovviamente in sintonia con il Comune, riescono a migliorarlo tante volte. Per questo ritengo che sì, da una parte possono sembrare che sono un po' inutili, ma dall'altra parte io credo, insomma, che hanno una loro funzione. Sentiamo una telefonata, poi ci dovremmo fermare brevemente. Buongiorno. Posso intervenire, sì? Prego. Allora, dunque non discuterò sulla Olovia, che io considero un cavallo di Troia per nascondere tutte le inefficienze della giunta di piazza. Però devo anche rivolgermi al capo del consiglio, l'ingegner Panteca, mi sembra si chiami. No, Cavalier Panteca. Sì. Volevo dirgli, ma non vi vergognate di aver dato la cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari? I soldati avevano un coraggio non descrivibile, però, e hanno fatto delle cose meravigliose, però hanno anche sparato ai civili che manifestavano in campo San Giacomo, uccidendo diverse persone e ferendone altrettante. Gli operai hanno scioperato perché l'Italia aveva svalutato la corona del 75%. Dunque, quelle che prendevano non valeva più niente. Grazie. Cosa ne pensa Panteca? Poi io ne penso, intanto non mi vergogno di aver dato la cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari, perché leggendo la storia della Brigata Sassari sicuramente è degna di questo, vedendo anche tutte le medaglie d'oro. E se poi lei si riferisce a quello che è successo a Trieste, io credo la Brigata Sassari è stata un reparto dell'Italia, un reparto che ha risposto sempre con onore a quelli che sono state le indicazioni dei vertici su quello che dovevano fare e che non dovevano fare. Io adesso ci sono delle contraddizioni su quello che dice il Signore, sulla questione che abbiano sparato o meno a San Giacomo. Per questo motivo ritengo aver letto tutta la storia della Brigata Sassari, sia in Italia che all'estero,
mi sento orgoglioso di avergli dato il Consiglio Comunale di Trieste, si sente orgoglioso di aver dato la cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari, partendo dalla Prima Guerra Mondiale, sai, per tutti i morti che ci sono stati qua e anche tutti i nostri più illustri cittadini che ne hanno fatto parte. Dunque, dobbiamo andare in pubblicità, breve pausa, torniamo tra poco con le mail e le telefonate. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca. Abbiamo molte mail, una dice: con la Triestina in caduta libera e quindi con l'interesse in calo di chi non segue costantemente gli alabardati, credo che le polemiche sul Rocco cadranno via via nel dimenticatoio. I voti dei 12.000 occasionali di Triestina e Padova pesano di più di quelli degli abbonati. Strumentalizzare non è mai una buona idea, scrive Luca. Mister Tesser e Mister Strucheli, professionisti seri, società dilettantistica vive alla giornata, invece scrive Antonio. Moreno ci manda un link della pagina Trieste Magna APS, anche questo significa essere presenti sul territorio, vicini ai bambini e alle famiglie, ai piccoli negozi rionali che sono la vita e la storia della nostra città. Ringraziamo la 7ª circoscrizione per averci dato modo di collaborare e organizzare questo evento. Se anche le altre circoscrizioni partecipassero a tale evento, darebbe a tanti bambini la possibilità di rendersi conto della realtà che li circonda, entrando in contatto con le piccole attività commerciali presenti sul territorio. Gli addobbi dei bambini renderebbero più allegro il Natale a tutta la città. Si ringraziano tutti i nostri volontari, partecipanti, sperando di non aver deluso nessuno. Ci diamo appuntamento, se sarà possibile, a dicembre 24 per replicare questa splendida iniziativa. Ringraziamento particolare a tutti i bimbi e maestri, in quanto senza il loro impegno nulla sarebbe stato possibile, dice il presidente dell'Associazione Trieste Magna, Moreno Rizzi, che in questo link di Facebook mette in mostra proprio le attività con i bambini, la loro associazione e tutto ciò che sono riusciti a fare nel tempo grazie all'impegno di tutti. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, a Cason, a Panteca, prego. Buongiorno. Allora, volevo parlare di quella tredicenne stuprata, ma parlerò in un altro momento perché il discorso è abbastanza lungo. E invece, visto la novità, parlo della Triestina. Esonerare il mister alla vigilia di Mantova Triestina non so se è tanto giusto. Non so se il presidente della Triestina, l'americano, si rende conto che il 12° giocatore in campo, il pubblico, vale tanto. Noi siamo fuori dal Rocco ormai quasi da sempre. L'effetto psicologico che può avere sui giocatori di andare a giocare sempre in trasferta, perché questa è la verità, con un manipolo di tifosi che poi cantano uno contro l'altro e non vanno d'accordo, veramente è tutto l'insieme che non funziona, e tutto parte da non giocare in casa, perché ecco, è successo qualcosa nello spogliatoio? Il paese è piccolo e la gente mormora, sembrerebbe di sì, e niente. Non mi sembra una mossa giusta, anche adesso vedremo, Strucheli prenderà il comando, credo, e poi però alla vigilia di una partita come Mantova-Triestina esonerare il mister mi sembra una cosa veramente stupida e assurda. Grazie. Grazie a lei. Non so se Strucheli prenderà il posto, signora, perché hanno esonerato lo staff di Tesser, quindi nello staff c'era anche preparatore e secondo allenatore, quindi aspettiamo la comunicazione ufficiale, ma a sensazione non sarà lui a ricoprire anche come traghettatore il ruolo di allenatore. Vuole dire due parole sulla Triestina, Panteca? Sulla Triestina io credo, io ho conosciuto Tesser, l'ho conosciuto ancora da giocatore quando giocava con la Triestina, per questo è stato sempre un grande professionista, lo ha dimostrato nelle volte che è stato qui a Trieste. Io non so cosa sia successo ed è difficile entrare nelle dinamiche societarie, negli spogliatoi delle società, per questo esprimersi in questo modo, in un modo o nell'altro, secondo me proprio in questo momento particolare non è facile, perché se non si conoscono le dinamiche, che adesso vedremo
quelli che saranno i comunicati ufficiali. Sulla base del comunicato ufficiale, secondo me poi ci potremmo anche esprimere nel merito. E fatto sta, la società ha preso, secondo me, anche secondo me, un po' impropriamente, perché di fronte a una partita come può essere quella con il Mantova, se non sbaglio, no? La prossima. Sì, venerdì sera. Riorganizzare nell'immediato una squadra con la prima in classifica, mi sembra che sia, non è semplice, non è stata una decisione lineare, secondo me, anche ponderata, perché se questo è successo, sarà successo qualcosa di grave negli spogliatoi, perché altrimenti non si spiega il motivo perché avviene in questo momento alla vigilia di una partita partita. così. La nuova piazza di Roiano potrebbe essere chiamata Piazza tra i Bunker, in armonia con la vicina Piazza tra i Rivi. Scrive da casa un telespettatore, buongiorno, infatti in Italia non sarebbe stata arrestata, tornando sul caso Salis, purtroppo vediamo come delinquono stranieri e non, dopo poche ore sono fuori, vorrei solo dire all'ospite in studio che quella signora non è la mia maestra, dice Patrizia. Mail per Panteca, buongiorno, sono Claudio Visintin, saluto l'ospite gradito presidente Panteca e chiedo quando ci saranno le tecnologie messe in atto per seguire la diretta in consiglio comunale come già annunciato, quando si conclude i lavori del consiglio? Abbiamo parlato prima, sarà un mese e mezzo calcoliamo e poi sarà più andrà in moderno. funzione il tutto, sarà tutto moderno, sarà completamente diverso, perché adesso abbiamo solo una telecamera statica all'interno del Consiglio Comunale e l'audio in pratica. Non si vede niente. Adesso hanno già iniziato i lavori, 3 telecamere mobili, cioè quelle, non mi ricordo adesso come si chiamano, sono quelli là che man mano che quando uno parla lo inquadrano e dà tutte le informazioni sulla persona che sta parlando, una delle tante cose che faremo, ma questa è la più importante, perché è quella che quando il cittadino segue il Consiglio Comunale e vede anche la persona che sta parlando, quello che sta dicendo e lo identifica, lo associa, partito, tutto, certo. Perché a volte il Consiglio Comunale non si capisce tanto da noi, perché chi piace veramente la politica e vuole seguire il Consiglio Comunale è difficile. Fino ad oggi andava bene perché quelli erano gli strumenti, visto che andiamo avanti con la tecnologia, anche su quello bisogna migliorarla. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Allora togliamo, ok, perfetto. Andiamo a leggere altre mail. In merito alla nuova raccolta firme, la prima richiesta riguardante il diritto di pagare in contanti è superflua. Abbiamo visto che a Bruxelles un vicepresidente del Consiglio europeo deteneva in casa una montagna di contanti, quindi se l'esempio viene dall'alto allora possiamo farlo tutti, scrive Enrico. Circoscrizioni sono utili nella loro competenza di vicinanza ai cittadini per le cose pratiche e piccole manutenzioni. Diventano superflue quando giocano a fare i grandi, accentuando la contrapposizione politica di schieramento, scrive Fabio. Cosa ne pensa? Ma su questo entra precisamente nell'analisi che ho fatto prima, no? E le circoscrizioni sono i front office dei cittadini, i quali poi vanno a rappresentare al comune quelle che sono le esigenze. Certo, se comincia a fare ragionamenti di grande nazionali, come la maggior parte dei consiglieri fanno, per carità, a livello nazionale, o comincia a parlare dei grandi sistemi, certo la circoscrizione è inutile, non è quello il luogo dove si possa parlare di questo, ma nemmeno il Consiglio Comunale di Trieste, non è che il Consiglio Comunale di Trieste può ergersi a valutare questione nazionale. Noi abbiamo il compito, il dovere di occuparci di quelle che sono le problematiche cittadini, ma anche i sindaci stessi. Cioè il sindaco deve, come il nostro sindaco, come vedete, ci sono tanti sindaci che noi li vediamo sempre sulle TV nazionali e invece di trattare le questioni delle loro città, quelle che sono le esigenze di quei cittadini, trattano le questioni nazionali, perché attraverso là si parla meglio, no? Si può parlare di più, perché là lo ascoltiamo tutti. Vediamo il nostro sindaco difficilmente entra nelle problematiche nazionali. Lui è continuamente a disposizione dei cittadini e gira tutti i giorni, lo vediamo anche sui vari cantieri, lui è sempre presente. Questo è il lavoro di un sindaco, stare vicino ai propri cittadini, risolvere i problemi dei suoi cittadini.
poi se vuole fare politica nazionale può farla in altre sedi. Ecco, io ho due domande su questo. La prima, non può essere però la circoscrizione vista anche un po' come una, mi passi il termine, palestra politica per quelli che poi magari vogliono seguire un percorso, una carriera? Sì, siamo d'accordo, però quando tu fai palestra politica non inizi dall'alto. La palestra, mi sembra che tu quando inizi a fare politica vai in palestra, inizi dai primi esercizi, altrimenti insomma non puoi partire dall'ultimo. E così anche la circolazione. Si parte da quelle che sono le piccole esigenze dei cittadini e cercare di trovare quelle soluzioni, di rispondere a questo. Allora questo è il nostro compito. Poi se abbiamo anche velleità di crescita, di andare, su quelle sono altre cose, però nella circoscrizione è quello che devi fare. Ecco, seconda mia domanda, lei diceva del Consiglio Comunale, che è luogo anche quello deputato a trattare tematiche cittadine, però Vanteca, io che il Consiglio Comunale lo seguo, è quasi quotidiano, se intendiamo quotidiana la seduta del Consiglio Comunale, che vengano proposte mozioni di carattere nazionale o internazionale, la solidarietà in Medio Oriente, la guerra nelle Filippine. Cioè, il Consiglio Comunale troppe volte perde tempo, investe tempo, se non vogliamo dire perde perché magari è un termine brutto, investe tempo nel avanzare bipartisan mozioni che nulla hanno a che fare con la città. Poi, io so che è un atto dovuto del partito, però a un certo punto uno dice ci penserà qualcun altro. Le solidarietà secondo me è giusto rappresentarle nella sala del Consiglio Comunale, oppure magari certe volte può succedere perché ci sono degli argomenti che sono di risalto nazionale e che investono anche il Consiglio Comunale, ma il Consiglio Comunale non può trattarle, allora costruisce dei documenti per mandarlo all'attenzione del governo, all'attenzione del Parlamento, all'attenzione del ministro che si occupa di questo, che di riflesso risponde a quelle che sono le esigenze comuni ma anche dei cittadini di Trieste. Quindi non è secondo lei un modo per strumentalizzare l'Aula? A volte, questo a volte la maggior parte, io dico che succede, si fa sempre per strumentalizzare l'Aula, però anche quelli sono dei diritti dei consiglieri, certo, no, quello sì. E anche delle direttive dei partiti che ricevono di presentare determinati documenti anche a livello locale per far sentire la vicinanza anche del centro verso la periferia, no? E lo fanno attraverso la periferia per arrivare al centro, perché le dinamiche di partito sono diverse di quelle che possono essere le dinamiche di un movimento civico. Il movimento civico lavora solo qua, certo, ma in qualche modo il movimento di partito prende delle direttive o meglio è collegato con ha un filo diretto, certo. Il filo diretto, per questo motivo a volte si fa direttamente a Roma, ma anche da Roma certe volte partono, io dico Roma per centralizzare, partono per arrivare a Trieste per fare delle iniziative, per farli conoscere meglio anche ai cittadini di Trieste. Vanteca, senta, come vede lei questa partita di Palazzo Carciotti? Oggi c'è la pagina sul rischio di addio ai set cinematografici, ma dietro c'è in verità la trattativa con Generali? La trattativa di Generali, devo dire la verità, io non la sto trattando, tantomeno mi sono interessato perché è una partita talmente particolare, ma talmente anche, come dire, delicata anche nella problematica, no? Che se ne sta occupando il sindaco direttamente con gli uffici, con alcuni dirigenti e anche con solo un assessore o forse due assessori. Per questo è molto delicato e rientrare nel merito di quella partita è molto ma molto difficile in questo momento, anche perché si rischia di dire delle cose che non corrispondono al vero. Certo 6,5 milioni per il Palazzo Carciotti mi sembrano un po' tanto pochi, mi sembrano, secondo il mio punto di vista, però poi bisogna entrare nel merito e conoscere quali sono i contenuti dell'offerta, certo. No? Per questo un'offerta noi ovviamente e sarà sicuramente se la adotteremo sarà sicuramente un'offerta congrua per quelle che sono le esigenze di Trieste, ma aspettiamo, vediamo, perché non vorrei dire delle cose che magari non corrispondono al vero, magari io dico che deve essere congrua, poi dopo non sarà congrua perché la respingiamo.
Per questo difficilmente non sono come l'opposizione, perché già hanno fatto già delle considerazioni, le ho lette in questi giorni sui 6 milioni e mezzo, delle considerazioni negative senza conoscere ancora quelli che sono veramente gli elementi. Si è voluto dare questa notizia è uscita fuori di questi 6 milioni e mezzo, giustamente anche perché bisogna anche essere trasparenti, però adesso lavoriamoci su, vediamo di cosa riusciamo a trattare su questa cosa. Intanto mercoledì, come abbiamo detto, ci sarà la seduta online del Consiglio Comunale, al centro lo Stadio Rocco. Sì, ma ecco, ma su questo volevo fare una precisazione che non l'ho fatta prima, no? Al centro dello Stadio Rocco mi era stato chiesto nella richiesta sia di convocare il Consiglio Comunale per trattare quell'argomento dello Stadio Rocco, così con gli assessori, con gli uffici, e qua io ho aderito. Però all'interno della stessa richiesta mi era stato detto di audire anche le organizzazioni dei tifosi. Questo sì. non è stato possibile, perché quando noi facciamo delle richieste alla Presidenza del Consiglio di riunire il Consiglio Comunale, dobbiamo scindere quelli che sono i vari obblighi. Da una parte loro mi obbligano, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, mi obbligano a convocare e a riunire il Consiglio Comunale entro i 20 giorni. Dall'altra parte mi dicono di audire, che è previsto dal regolamento, da tutt'altra cosa, perché l'audizione di terzi non può avvenire nella sede del Consiglio Comunale in base a quella richiesta che mi hanno fatto. Allora l'audizione è una prerogativa del Presidente, è una prerogativa di 3 consiglieri comunali che deve essere poi approvata prima dal Consiglio Comunale, può essere una prerogativa del Capigruppo. Però, siccome la Capigruppo in questo momento io non valuto l'opportunità come Presidente di audire all'interno del Consiglio Comunale anche le organizzazioni dei tifosi, perché insomma mi sembra una questione un po' delicata questa, no? Tanto così allo stesso modo lo valuta anche la Capigruppo. Allora io, perché non posso essere obbligato sia a riunire il Consiglio Comunale, ma sia a audire, non c'è questo. Allora convoco il Consiglio Comunale come argomento e trattarlo sia con gli assessori sia con i dirigenti, ma poi vedremo le indicazioni che mi diranno chi vorrà parlare, chi non vorrà trattare questa tematica. Comunque tratteremo questo con il sindaco, con gli assessori e con gli uffici, ma senza l'audizione, perché sono 2 cose diverse, no? Quindi c'è un motivo tecnico per cui non si può ascoltare una rappresentanza dei tifosi? Certo, solo un motivo tecnico, per questo a volte dico, quando si fanno queste richieste, analizziamoli bene, no? Se le analizziamo bene facciamo la richiesta giusta. Allora abbiamo sempre questa frenesia di prestazione, di convocare subito il Consiglio Comunale, ma bisogna a volte fermarsi, perché il rispetto delle regole, io dico sempre questo, glielo dico sempre ai consiglieri, il rispetto delle regole ci fa lavorare meglio. A volte, ne ho parlato anche l'altra volta, quando sono in conferenza Capigruppo, dove c'è il confronto sereno, diciamo, tra delle componenti politiche, no? E tu mi sembra di stare sempre fra maggioranza e opposizione, perché io quando vengo qui da voi vi faccio e delineo un po' quelle che sono le problematiche che emergono in sede di Consiglio Comunale per migliorarle. Io in quel momento non sto parlando né alla maggioranza né all'opposizione, sto parlando ai capigruppo dove sullo studio che il Presidente ha fatto troviamo una soluzione migliore per svolgere il lavoro. Però a volte succede che io faccio delle proposte, maggioranza dice sì, opposizione dice no, allora dico non va bene questa cosa nella Capigruppo, ragioniamoci su questo. Miglioriamo il lavoro del Consiglio Comunale. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno dottor Gullotto, anche il suo ospite, Nevio Santini al telefono. Prego. Volevo dire al dottore, lei il suo ospite, che sinceramente quella lì non è la mia maestra, perché se io avessi un figlio o un nipote
in una scuola dove insegna una signorina tipo quella lì, li leverei da quella scuola sicuramente, perché quando si va all'estero a rompere le scatole bisogna essere pronti a pagarne le conseguenze. Quella lì pensava fosse essere in Italia dove tutto è permesso, una pacca sulle spalle, sì va bene, comportati meglio e cose di questo genere. Allora è inutile che la nostra diplomazia spenda soldi, tempo per questa signorina, paghi le conseguenze di quello che ha fatto, questo è il punto. Cambiando discorso, un'altra cosa per quanto riguarda la nostra amata Triestina, cambiare l'allenatore alla vigilia di una partita importante bisogna essere proprio dei fenomeni. Ecco, concludo qui. Buongiorno nuovamente. Grazie a lei, grazie. Sulla Triestina poi ognuno la pensa un po' come vuole, certo è che adesso si avvicina venerdì la sfida contro il Mantova. Mantova è una squadra molto forte, la Triestina ha la qualità per poter competere a questo livello, non è nella condizione probabilmente psicofisica in questo momento per poter arrivare ad affrontare una squadra così attrezzata. Prova ne è proprio le ultime uscite con squadre di più modesta caratura, vedi ieri, dove la Pro Patria non ha affatto disegnato, ha meritato anche la vittoria, ma sicuramente la Triestina ha giocato sotto al suo standard qualitativo. Io credo che la Triestina venerdì farà un buon risultato. Non mi pronuncio su quale che sarà il risultato, ma che sarà un buon risultato secondo me, perché in questi casi, no, visto che si tratta anche di una contrariamente, poi mi voglio anche un po' smentire, perché è giusto a volte smentirsi un pochettino, contrariamente a quello che succede c'è sempre la reazione da parte della squadra, perché se un allenatore va via, e non conosco le modalità perché sia andato via, credo che sia successo qualcosa di importante, altrimenti non succedeva, ma ci sarà sicuramente un'ottima reazione della squadra, perché se la colpa è della squadra, la reazione buona la deve dare, perché deve fare il risultato, altrimenti è andato via e allora... Vedremo. Ascoltiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Mi sentite? Sì, prego. Allora, passi convenevoli, siccome manca poco tempo, vado direttamente alla domanda. Sì. Volevo chiedere al signor Pantecca se il comune sarebbe interessato a intitolare o una via o un giardino o un qualcosa che ricordi un personaggio importantissimo dell'Ottocento di Trieste, Karl Weipret, che è stato un noto, diciamo, esploratore scientifico, ha valorizzato la marineria triestina in maniera molto sostanziosa, e se noi andiamo sulle carte geografiche e guardiamo il nord, vediamo che c'è il passaggio a Trieste, dove che il passaggio a Trieste è conosciuto da tutte le navi mercantili che fanno quelle rotte là. Karl Weipret, grazie, buongiorno. È possibile? Sì, tutto è possibile. Vie in questo momento è un po' difficile, magari però qualche giardino, qualche altra cosa si può vedere, si può valutare. Lei mi scriva, magari signore mi scriva, questa è una richiesta e poi magari cerchiamo di valutarla con gli uffici, ma anche con i consiglieri comunali, perché no? Però voglio approfittare di questo momento. L'altro venerdì sono andato a fare visita all'Istituto Nautico di Trieste, là ho fatto circa 10 anni di presidente del consiglio d'istituto, per questo è stato molto emozionante. È cresciuta molto come scuola, non tanto come edificio, ma come scuola è cresciuta molto. Sono andato a visitare sia la stazione meteorologica, ma sia anche tutti i vari, c'è la postazione di volo, c'è la postazione nautica dove si fanno le simulazioni. Sono entrato nel porto con una grande nave petroliera nel porto di Trieste. È molto interessante, è tutto all'avanguardia. Penso che l'Istituto Nautico stia lavorando molto bene, anche volevo fargli i complimenti a questo nuovo preside, anche per le divise che ha voluto mettere e dare ai ragazzi, anche impegnandosi personalmente per la distribuzione, per comprare divise direttamente come scuola, una parte a carico della scuola, una parte a carico dei ragazzi, e che sembrerebbe che sia stata apprezzata molto dalla cittadinanza, così mi è stato riferito, e questo è un elemento che mi fa molto piacere.
Grazie Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie ancora, buona giornata a tutti quanti. Grazie a lei, buona giornata, buon lavoro. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco in compagnia di Paolo Altin, capogruppo lista Russo.Franco. Bene. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, un buongiorno e benvenuto a Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale. Buongiorno, grazie per l'invito. Ci sono tante mail che parlano dei vari argomenti, Triestina su tutti e anche Roiano. Vorrei condividere una riflessione con il vostro ospite, almeno per me l'impazienza rispetto all'apertura del parcheggio di Roiano nasce dal fatto che vedere una struttura pronta a restare chiusa per motivi burocratici, se non fosse Trieste l'avrei già da tempo rimosso le recinzioni e posteggiato lì la mia auto ogni qualvolta non trovo un posto all'esterno, pur rischiando di beccarmi una denuncia. Ieri sera ho impiegato un'ora per trovare un posteggio, in altre circostanze ho impiegato più tempo e peraltro per posti in divieto, scrive Luca riguardo alla nuova piazza di Roiano e al parcheggio in particolare. Sì, ci siamo stati diverse volte anche per denunciare non solo la problematica del parcheggio, quindi la mancata ultimazione e consegna dell'opera alla città, ma anche la mancata attivazione dell'asilo nido che so per certo tante famiglie di quel territorio stanno aspettando con ansia, dovendo temporaneamente portare i bambini in altre strutture. Da componente dell'opposizione dico che nonostante le ripetute richieste di chiarimenti, in realtà si continua a tergiversare e a rimandare una proroga definitiva, che è un po' uno stile generale, quello di spendersi in grandi annunci, poi però dopo, quando le problematiche ci sono, essere poco capaci di dare chiarezza alle persone. Una mail dice: quando ci toglieremo dal panorama e dal groppone la nave russa e non si dica che è competenza della Marina Militare, sempre soldi dello Stato sono, scrive Renata. Sì, in realtà se non sbaglio l'Agenzia delle Entrate emette mensilmente una fattura per l'occupazione dello specchio acqua del Golfo al proprietario dello yacht che vediamo ormai fa parte del contesto del Golfo di Trieste. Siamo arrivati a un importo importante e poi chissà se pagherà, lo scopriremo solo vivendo, diceva una canzone famosa. Vanno oltre quella che è la nostra certo. Per completezza leggiamo e possibilità. Speriamo non diventi un nuovo Ursus, che sia un elemento nuovo dello skyline cittadino, no? Dai. Speriamo che si risolva al più presto. Dunque, una mail ancora: è necessario e doveroso sistemare il monumento dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Le scritte già sono coperte dalla siepe, non sono in oro come erano a progetto, e poi la pittura dei muri è da rivedere per lo smog e le scritte. La lapide dovrebbe essere vista per completo e non a metà, con la speranza che questa mail arrivi al comune e sia sistemata prima del 10 febbraio. Ci sono le immagini di fatti proprio del monumento, scrive Cristina, che ci tiene particolarmente. Una mail sulla Triestina: io penso che questa giunta comunale abbia fatto il suo tempo. La cittadinanza è stufa dei rinvii del tram di Opicina, visto che il sindaco nel suo primo mandato aveva testualmente detto in televisione: la prima cosa che farò sarà tirare via quella vecchia ferraglia. Credo che il sindaco ricordi questa minaccia. Poi la storia dell'Unione: qui è stato toccato un tasto che nessun sindaco triestino avrebbe mai toccato. Se questi signori che hanno messo i loro soldi se ne vanno, è meglio che anche qualcun altro non triestino se ne vada, scrive Clara, piuttosto dura. Clara è molto dura, ma riflette un po' quello che è il sentiment un po' che c'è tra tante persone in città. Il sindaco ogni volta che interviene in consiglio comunale ci fa notare di quanto le persone lo amino e quanto tutti lo fermino per strada per dire quanto è bravo e quanto è bella la città, però c'è anche un malcontento delle persone che cresce sulla questione tram. Vabbè, l'abbiamo anche festeggiato in maniera goliardica l'altro giorno. C'è la questione Ovovia, che molti triestini non vogliono, magari non li vediamo in piazza, perché non tutti i triestini scendono in piazza per alcune questioni, ma molti sono contrari. Ora sta montando, e mi sento di dire finalmente, scusatemi, un po' di malcontento, un po' di protesta per quanto sta accadendo dal punto di vista della sanità regionale. C'è stata una accesa manifestazione riguardo alla chiusura dei consultori. Insomma, e davanti a questo non dimentichiamo che il sindaco di piazza, quando gli è stato chiesto va bene, parlo del lato aziendale Asugi, ha detto ma anche sì,
no? Ma senza una riflessione un pochettino più approfondita di quale sarebbe stato l'impatto di questa riorganizzazione aziendale sul territorio, penso che arrivando al caso della Triestina le persone vedano che la giunta non è poi così capace come dice di essere, perché dopo un po', a forza di fare annunci e di far vedere rendering, un po' le persone le riesce a prendere in giro, dopo un po' le persone però si stufano. Andiamo da Gianluca Paladini, lo vedo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremulo. Gianluca, a te. Esatto Corrado, sì esatto Corrado, stavo già sbagliando. Esatto Bernardo, c'è assonanza tra Corrado e Bernardo. Assolutamente, il fluidificante di Tele4. Bene, così. Un saluto anche a tutti i telespettatori e all'ospite in studio. Ciao, grazie Corrado. A Corrado Tremul che abbiamo incontrato, che ci ha anche consigliato un po' alcuni posti dove andare, visto che insomma famoso tifoso anche lui della Triestina. Insomma, famoso no, dai, tifoso, dai, famoso. Un orgoglio però. Con molto orgoglio e devo essere sincero, rimango basito dalla decisione che è stata presa, che poi tra l'altro io mi sono accorto questa mattina, ieri ero fuori a vedere la partita. 2 persone, Attilio e Mark, stupende, il curriculum, come ho anche scritto su un'email, parla da solo. Per queste persone di un gran cuore, rimango senza parole e sinceramente a livello calcistico non capisco la logica, visto che si parla di programmi a lungo termine, cioè nel senso che si parlava 2-3 anni e quando tu fai programmi a lungo termine e mandi via a metà stagione un allenatore con quel curriculum, risottolineo, lasciamo perdere il rapporto personale e umano, resto senza parole. È proprio il caso di dire una doccia fredda. Iazzada, perché ribadisco, l'allenatore è una figura indubbiamente molto importante in tutti i sport, perché comunque trascinatore, perché comunque serra le redini nel caso di problemi, chiude il gruppo, è un leader, cioè deve essere un leader, e questo qua parla, ripeto, il curriculum lavorativo dei 2 mister, Attilio e Mark, parla da solo. Allora adesso salta fuori adesso questo nuovo allenatore, sembrerebbe, non lo so perché sono rimasto male chiaramente, e non so, vedremo, sempre forza unione, questo è chiaro. L'amaro in bocca diciamo è morbido, dai. Consigliere, grazie. Grazie Gianluca. Sempre Forza Unione, grazie, un saluto a tutti i telespettatori, ciao Mark, ciao Attilio, un grande abbraccio e grazie per quanto mi riguarda a livello personale del gran lavoro fatto come sempre qui. Bernardo, noi abbiamo continuato a sentire persone, logicamente in diretta non è facilissimo perché dobbiamo anche beccarle al volo, poi tra i bar e i locali non c'è ancora moltissima gente, continuiamo, vedremo tutto ovviamente, soprattutto stasera al telegiornale di Tele4, le varie impressioni raccolte nell'arco della giornata sull'esonero di Attilio Tesser e del suo staff. Ti restituisco la linea. Grazie, andiamo a vedere anche la vignetta di Englaro, che fa ironia sui progetti e sui rendering, un po' come diceva prima Altin. Ecco, mica un progetto di fare un sondaggio sui progetti, del sondaggio sui progetti, insomma, come dire, a articolare in maniera un po' farraginosa questo processo di presentazione, ma che tarda, secondo l'ironia di Englaro, poi ad arrivare al dunque fondamentalmente. Sì, poi c'è anche un aspetto, chiedo scusa, prego, c'è un aspetto curioso che su alcune questioni si fanno i sondaggi, su altre questioni non si chiede nulla. Cioè Barcola c'è stato il sondaggio? Barcola c'è una rincorsa di sondaggi, perché lì ognuno deve mettere la bandierina per dire che il merito è di uno oppure il merito è dell'altro, con domande precisissime, anche a un certo punto esagerate.
Invece per altre opere, per altri interventi la popolazione non viene coinvolta, anche questo devo dire è curioso. Dobbiamo andare in pubblicità. Al rientro le faccio commentare le parole del Presidente Panteca riguardo la questione legata al Consiglio Comunale di mercoledì, che tratterà la vicenda dello Stadio Rocco, meglio capire un po' la dinamica di cosa è accaduto riguardo al manto erboso non all'altezza per ospitare le partite della Serie C, almeno inizio campionato. C'è l'opera di rifacimento in corso, è stata pubblicata infatti la manifestazione di interesse per individuare la ditta dalla Lega Nazionale Dilettanti per rifare il campo dello stadio del Paron, che non vedremo pronto fino a maggio circa. Ci fermiamo, poi la pubblicità. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in studio in compagnia di Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco in Consiglio Comunale. Cosa non va bene? Intanto la saluta Francesco Russo. Ah, grazie. Mi ha mandato un messaggio. In questo momento salutami Andrea, che conosco anche Andrea. Sì, salutiamo Andrea Altin, già che siamo. Ecco, salutiamo anche Andrea. Che immagino parente, insomma, cugino. Ecco, cugino. Andrea Altin, che anche lui è giornalista. Non lo si vede, non lo si sente tanto, però è un bravissimo ragazzo, è molto bravo. E salutiamo Andrea, anche un bravo giocatore di calcio. E al di là di Andrea Altini, la saluta Francesco Russo, che ci sta seguendo, salutiamo anche Francesco Russo. Cosa mi dice su quello che ha riferito poco fa Panteca, il Presidente del Consiglio Comunale? Cioè, è una questione tecnica il motivo per cui non si può audire in questa... Intanto, Consiglio Comunale deciso online, si poteva fare altrimenti? Prima domanda. Seconda domanda, si potevano accogliere delegazioni di tifosi per capire anche da parte loro, che sono un po' i diretti interessati, c'è chi ha fatto l'abbonamento e che il Rocco l'ha visto forse una volta quest'anno, c'era formalmente, tecnicamente modo di poter ricevere una delegazione che potesse assistere al Consiglio? Lo faranno magari da casa perché è telematico, però... Ma allora... Va detto che la conferenza dei capigruppo è qualcosa di un po' particolare, perché la discussione che si svolge nella capigruppo è praticamente l'unica discussione, scusate, tra commissioni e sedute del Consiglio Comunale che non è pubblica. Quindi la stampa non entra e quindi si può solo riferire cosa è accaduto all'interno, ma la stampa non può essere presente. Detto questo, ultimamente si assiste a cambi di applicazione del regolamento ad ogni capigruppo, quindi ad ogni capigruppo viene fuori la novità che il regolamento va interpretato in un modo piuttosto che nell'altro. Questo fa nascere delle discussioni che sono nate in tema di ordini del giorno, in tema di contenuto delle mozioni urgenti e discussioni che sono nate anche su questa richiesta di Russo sul Consiglio Comune straordinario. C'è un elemento di verità rispetto a quanto dice il Presidente Panteca, cioè che il regolamento disciplina in maniera separata lo svolgimento di un Consiglio Comunale straordinario su un tema, su una questione, e l'audizione di soggetti terzi presso, in questo caso, una commissione. Quindi, quindi le due cose non vanno assieme? Questa è l'interpretazione che viene data dal regolamento da chi in questo momento guida la Presidenza del Consiglio Comunale. Dal mio punto di vista trovo assurdo che laddove in una commissione possa essere audito un soggetto, all'interno del Consiglio Comunale, comunque pubblico, tale soggetto non possa essere audito. O comunque io avremmo potuto convocare i rappresentanti della tifoseria e a quel punto credo fosse o il sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale che avrebbe avuto facoltà di dar loro la parola e di permettergli di intervenire durante la seduta. Evidentemente questo non si è voluto fare. Evidentemente si poteva invitare la tifoseria e si poteva dare loro la parola, ma è risultato più conveniente non fare così. Ma che mi sta bene perché capisco che si va a toccare un tasto dolente, però bisogna essere anche chiari e trasparenti con le persone. Sul fatto di convocare il Consiglio
in videoconferenza, chiedo scusa, dovete sapere che la richiesta di Francesco Russo è arrivata esattamente 20 giorni fa, se non vado errato. Sì. C'è una regola, una norma che dice che entro 20 giorni da quel tipo di richiesta il Consiglio va riunito. Sì. Ora, quando per la prima volta in capigruppo il Presidente ha detto che era arrivata questa richiesta, alla mia domanda di trattarla immediatamente per arrivare in maniera tempestiva alla seduta sulla Triestina e sul Rocco, mi è stato risposto che la Presidenza non aveva avuto il tempo di esaminarla. Cioè si è voluto arrivare alla modalità online. Alla capigruppo successiva è stata trovata un'altra scusa finché siamo arrivati ad una capigruppo in cui ormai quel Consiglio Comunale andava convocato per i motivi che ho raccontato e allargando le braccia si è detto ma adesso si va in videoconferenza perché ci sono i lavori all'interno dell'aula del Consiglio Comunale. A quel punto io ho segnalato la possibilità di fare il Consiglio Comunale in un luogo fisico diverso dal Comune, ad esempio il Consiglio regionale. Si era mosso in tal senso anche Francesco Russo per sondare una disponibilità dell'Aula, disponibilità che da quanto so io c'era, ma evidentemente la voglia di farlo in differita per non, come dire, per avere l'eco mediatica più minima possibile ha prevalso, e questo dispiace perché io credo che uno dei problemi di questa giunta sia che alla fine scappa davanti ai problemi, scappa davanti al tram che non parte, che sappiamo per poter arrivare a Piazza Oberdan ci metterà probabilmente 2 anni, scappa davanti alle questioni portate sull'Ovovia perché dicono avete documenti superati, bene, fateci vedere quelli nuovi, e su tante altre questioni, compresa questa della Triestina. Ed è un peccato perché penso che chi segue il calcio, ma anche tutta la città, meriti una parola definitiva e seria, e questa parola definitiva e seria, si badi bene, non è dal mio punto di vista la cacciata dell'assessore Rossi che qualcuno imprudentemente invoca, ma un'assunzione di responsabilità collettiva da parte della Giunta, da parte del sindaco. Come Tesser quest'oggi ha dichiarato se la squadra non gira bene è una mia responsabilità perché io sono l'allenatore, così anche il sindaco che è l'allenatore di questa giunta, anche lui deve riconoscere le responsabilità per le tante mancanze dei componenti della squadra che lui ha formato. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Io? Prego. Sì, tanto una piccola osservazione. L'allenatore della Triestina Tesser è stato esonerato. Sì. E però nella pubblicità per la Triestina Mantova continuate a... Lo so, caro telespettatore, l'ho detto anche prima, è arrivato ieri sera l'esonero, non abbiamo avuto tempo di cambiare il promo, subito dopo le 10 lo rifacciamo, insomma, dai. Sì, lo so, ho sentito la curiosità. E dopo vorrei sapere dal signor Attin, il dottor Attin, quello che è uguale, la sua opinione sulla piazza di Roiano, perché per me è una vergogna, è un orrore, un trionfo del cemento schifoso, uno pitturato di rosso, l'altro lasciato in grezzo, insomma verrà un po' di verde, qualche erbetta in mezzo, ma però l'aspetto è indecente. Ecco, cosa pensa il signor Attin di questo volevo pensare. Ok, grazie. Grazie, scusate per me. Grazie, no, ha fatto bene, è chiaro che l'esonero di Tesser che è arrivato ieri sera ci ha un attimo colti impreparati nel cambiare Possiamo chiudere che c'è il ritorno dell'audio, per favore? Non abbiamo avuto tempo di aggiornare la pubblicità dove ci sono ancora le immagini dell'allenatore e la mia voce che dice la squadra è allenata da Tesser.
dopo le 10 rifarò questo audio e non ci sarà purtroppo il riferimento all'allenatore. Dico purtroppo perché insomma Attilio Tessere è sicuramente allenatore di grande esperienza, che è un'ottima persona, ma al di là dei giudizi personali, Roiano, perché sulla Triestina abbiamo già parlato, poi questo è più un aspetto tecnico nostro, Roiano, ora non è che il telespettatore ha parlato troppo del posteggio, ha parlato più che altro del come è venuto fuori, no? Questo comprensorio, cioè al telespettatore non piace come è stato fatto, non piace l'asilo, non piace il colore rosso, il contrasto fra il garage e l'asilo, in attesa però del verde, insomma cosa mi dice il TIN? Ma il telespettatore esprime qualcosa che ha a che fare con il suo gusto personale. Assolutamente. Sulla questione io tenderei ad essere d'accordo con lui, nel senso che neppure a me piace cosa è venuto fuori. Dobbiamo ancora aspettare che l'opera sia completata, certo, ci sia il verde e magari migliorerà. C'è da dire che effettivamente è un merito quello di aver messo mano a quell'area, no? In città e in tutto il suo territorio abbiamo tanti luoghi che hanno bisogno di essere ripresi in mano, valorizzati, restituiti alla città. E questo è stato un merito effettivamente, no? Aver messo mano a quell'area della città. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti e nonostante il sindaco dirà il contrario, è abbastanza deludente. Sul verde pare che ci sia un intervento da circa 1 milione di euro, ho capito male. C'è qualcosa di più forse. Io non lo so, con 1 milione di euro cosa possono fare, cioè praticamente ricreare la foresta amazzonica, perché con 1 milione di euro di verde sulla piazza lì a Roiano non ho idea di cosa potrebbero fare. Sul parcheggio non so se non ho fatto personalmente un sopralluogo, ma mi viene riferito che in giornate di forti piogge c'è comunque dell'acqua che rimane all'interno del parcheggio, quindi probabilmente anche lì bisognerà valutare. D'altra parte siamo in zona Piazza Tra i Rivi, per cui lo dice la parola stessa. E accessibilità della struttura, avevamo già quest'estate puntato il faro su una questione molto semplice, cioè se tu sopraelevi il piano di camminamento, devi rendere le persone che sono in sedia a rotelle o con una carrozzina, perché hanno un bambino in carrozzina, devi rendere perfettamente in grado di raggiungere il livello più alto. Asilo, mi ripeto rispetto a quello che ho detto prima, avevo fatto questa domanda ancora prima dell'avvio dell'anno scolastico precedente all'ex assessore Matteoni dicendo ma se voi non inserite la struttura in tempo per le iscrizioni dovete almeno dire alle famiglie che questa struttura magari durante l'anno la metterete a disposizione e studiare un meccanismo di travaso, no, delle iscrizioni, e vedremo, ne stiamo parlando. Poi non se ne è saputo più niente, ci sono stati dei problemi di collaudo, nel senso che il soggetto che doveva effettuare il collaudo della struttura è venuto meno per non so quale ragione, quindi si è cercato un altro soggetto che potesse collaudare. Però ad oggi io mi sarei aspettato un'apertura dell'asilo in tempo per questo anno scolastico, e la risposta che mi è stata data all'ultima domanda di attualità, perché io presentai un'interrogazione su questo aspetto alla Lodi e a De Blasio. Lodi mi rispose, De Blasio praticamente da agosto che non ho avuto risposta, e si è scusato l'altro giorno in Consiglio Comunale dicendomi che comunque non è in grado di dare una data precisa, ma che auspicano di avviare l'asilo, mi pare, a gennaio 2025. Ora capirete le famiglie che devono mandare i bambini, iscrivono i bambini ad una scuola senza sapere che magari in corso d'opera i loro bambini potrebbero essere accolti presso la struttura più vicina a casa. Certo. Per carità, le famiglie ne passano tante e sopravviveranno anche a questa storia, no? Però io credo ci sia bisogno di un po' di serietà, che se si dice che un'opera si chiude, si chiude. Se c'è un asilo da far partire e ogni volta si va sul giornale o si va sui media facendo vedere "ara che bella, ara che bella, ara che bella", però questo asilo va aperto. Insomma, mi sembra il minimo. E invece, come dicevo prima, mi dispiace vedere che tanti cittadini e tante cittadine ormai si siano abituate a questo stile.
uno stile fatto di promesse, di disegnetti, di inaugurazioni quando ancora l'opera non è finita. Dobbiamo andare in pubblicità nuovamente, quindi breve interruzione e ci vediamo tra poco. Paolo Altine del capogruppo Lista Russo.Franco, consiglierei per rinverdire quell'area di piantare il cren che fa belle e grandi foglie e quando bello maturo si organizza una sagra della porcina con utilizzo di cren a chilometro zero. E ridiamoci sopra perché comunque insomma fa bene all'animo un sorriso. Questa è un'idea anche perché libera ben... libera la mente, no? Ringraziamo Roberto che ci manda questa mail e ci strappa un sorriso. Buongiorno, l'opposizione a Trieste è un libro di barzellette e Nosse Poll, anche quest'anno pronti a vincere il carnevale di Muggia, scrive un altro telespettatore. Ma guardi, telespettatore, battuta per battuta, siamo pari, io credo che il carro carnevalesco di questa giunta di piazza meriti il premio senza nemmeno dover sfilare. Altra mail di Fabio, ascolto con piacere, molti triestini non vogliono. Russo, tutti i triestini. Protestare ed esternare è corretto, mentire per aizzare è poco educato, praticamente falso, come detto, scrive Fabio. Il tram, l'incrocio via Molino a Vento, Largo Pestalozzi, Fiera di Trieste, Giardino Maddalena, stadio, tutto fermo, colpa degli altri, scrive invece un altro ascoltatore. Andiamo a vedere se c'era una telefonata prima? No? No. Torno su Consiglio Comunale, quindi si farà dopodomani online. Abbiamo detto niente pubblico presente perché ognuno sarà a casa sua o da dove ritiene collegarsi. Quale sarà la vostra domanda come opposizione? Cosa è successo? Di chi è la colpa? Cosa chiederete in quel Consiglio? Chiederemo semplicemente ci venisse spiegato per una volta per tutte che cosa è successo. Penso che non è solo la curiosità mia, no? Ma è una necessità per la città. Perché vedete, a me pare scusa, che... Altino, Prego. Andiamo da Gianluca, sentiamo l'opinione dei cittadini sul Tesser. Una scelta sconcertante dal mio punto di vista, in un momento della stagione chiave, in vista di due match importantissimi. Credo sia stata veramente una scelta sbagliatissima, anche perché quest'anno ci stiamo divertendo, stiamo facendo un campionato di vertice, la società, nonostante le trasferte a Fontana Fredda e i tifosi sono entusiasti, non si capisce il motivo. Pensa che forse si sia rotto qualcosa internamente, ma è ancora tutto molto fumoso, no? Sì, forse Attilio ha perso un po' il polso della situazione, ma veramente non riesco a trovare una spiegazione. È un momento veramente triste per i tifosi che non vedono un futuro così, a breve termine, così roseo. Va bene? Grazie, buon lavoro e Forza Unione sempre. Forza Unione, dai, ciao. Grazie, ciao, buongiorno. Grazie, torniamo in studio. Altine, era giusto per sentire l'opinione di un'altra persona. L'ho interrotta sulle richieste per lo Stadio Rocco. Intanto la curiosità dice non è solo sua. Non è solo mia, il fatto è che, come si dice, come va di moda dire, la narrazione che è stata fatta sinora è una narrazione che ha visto un unico colpevole, le cui deleghe sono state sacrificate, dando poi l'idea che evidentemente all'interno della giunta e della maggioranza questo idilio non ci sia, non c'è mai stato, ma non ci sia mai stato e non c'è. Quindi l'unico colpevole finora è stato colui che ha dovuto rimettere le deleghe nelle mani di sindaco e questo io non lo trovo corretto perché ritengo ci siano elementi e siamo certi che ci siano elementi per far emergere delle responsabilità collettive. E l'altra cosa che vorremmo chiedere è se effettivamente questi concerti si terranno allo Stadio Rocco oppure no, oppure se lo Stadio Rocco verrà utilizzato per i play-off alla Triestina. Io non vorrei fare come Panteca che dice faremo un ottimo risultato venerdì con Mantova, ma ecco, io non voglio sbilanciarmi e dire che auspichiamo che la Triestina arrivi talmente in alto che i play-off non li deve fare. Però è ragionevole immaginare che la Triestina arriverà ai play-off e anche su questa questione
non c'è stato un intervento del sindaco che potesse chiarire la situazione. Cioè, scusate, io ripeto sempre la chiarezza, ma per me la chiarezza è tutto. Se uno fa un errore, questo è normale, è ammissibile, è legittimo, è scusabile, ma quando si fanno degli errori bisogna anche dichiararlo e assumersi la responsabilità. Non è che si può fare come lo struzzo e mettere la testa sotto la sabbia mentre tutto il mondo lì nel frattempo corre su e giù. È come quella partita di pallone del film Pomi d'ottone, manici di scopa. Ricorderete, a un certo punto c'è la gara, la partita di pallone tra gli animali, lo struzzo mette la testa sotto la sabbia e gli animali lo rullano passandoci sopra più volte. Ma non è così che si fa, è un dente che va tolto questo qui. Quindi chiediamo che il sindaco venga in aula, ci spieghi che cosa è successo, ci dica, come dice lui, solo chi non fa non sbaglia, ormai dice sempre quello. Quindi ci dica che cosa è successo, quali sono anche le sue responsabilità, perché qui si parla sempre di altri, ma evidentemente una responsabilità del sindaco c'è, e ci spieghi e spieghi ai tifosi dove si giocheranno i playoff. Penso lo debba alla città, lo debba ai tifosi. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, senta, io volevo segnalare, io abito nella zona di Monteradio, sì. E la zona è sempre un po' particolare, in quanto sono quasi 3 anni che il ponte che sta sulla Bonomea e che adesso abbiamo la Sissa, che la 38 è sempre bella, abbondante di gente perché tutti gli studenti vanno su. Sì. Il ponte da 3 anni ha il guardrail tutto rotto. Okay. Avevo già a suo tempo segnalato. Allora, quel ponte è del comune, è delle ferrovie, nessuno fa niente. I guardrail sono tutti rugini e lì, andando su e giù, io sono anni e anni che abito in questa zona. Una volta era concesso il passaggio solo ai residenti. Adesso va su anche le corriere, una volta andava le corriere piccola, adesso va su anche le corriere medie. Insomma, è tutta una cosa da revisionare. No, non è il caso che prima deve succedere l'incidente e dopo si fa qualcosa. Ok. Vorrei sapere di chi è la competenza e segnalare perché devono venire a revisionare quel ponte. D'accordo. Devono controllarlo. Ecco, questo volevo comunicarvi. Grazie. Dai, va bene. Grazie. A lei, grazie. Buongiorno. Bisogna verificare di chi è competenza. Sì, io devo confessare che non ho presente il luogo di cui parla la signora. Via Bonomea, il ponte, diciamo, la strettoia che collega poi la via Bonomea alla Sissa. Ok, allora con il passaggio, diciamo, a senso unico alternato. La richiesta è di intervenire sul guardrail dello stesso ponte. E però bisogna capire di chi è la competenza, se è comunale, se è un ponte. Io so che le antenne dell'assessore Babuder sono sempre sono sempre tese, per cui gli arriverà il messaggio, se no lo facciamo arrivare noi. Assolutamente. Una vignetta, quella sempre di Englaro, che torna al discorso dello Stadio Rocco, se riusciamo la vediamo, poi andremo da Gianluca Paladin, che si è spostato in un luogo coperto, che vedo con sciarpe della Triestina. Englaro scrive: sul prato del Rocco è ancora che discuti, e dall'altra parte se piantar Capuzio Cren, come abbiamo detto prima, diciamo, nell'attesa di capire di più riguardo al destino dello stadio, se utilizzarlo per i concerti o meno. Un saluto allo studio tutto, il dottor Gulotta, capogruppo del Punto Franco. Ha iniziato il valzer degli allenatori. Noi amanti della Labarda siamo inermi spettatori, siamo come il fakiro sulle spine, ma una politica della società con l'esonero del signor Tesser, quando inizialmente aveva affermato che il raggiungimento sarebbe arrivato senza fretta, probabilmente la società si era illusa, vedendo i tanti successi della squadra, di fare il grande balzo sin da subito, scrive Gianni, che detiene una capacità di analisi piuttosto importante, che insomma ci ha visto bene anche in questo caso. Probabilmente
Lo sprint iniziale della Triestina aveva entusiasmato molto, alla prima crepa si è già trovato un colpevole. Beh, ma non si può volere tutto e subito, però, assolutamente. Su questo io sono d'accordo con Corrado Tremul, che ci vede su fronti completamente opposti dal punto di vista politico, ma ogni tanto chiacchieriamo insieme, so quanto lui ci tiene all'unione e capisco il suo smarrimento, come capisco lo smarrimento di tanti tifosi, perché dopo soli 6 mesi, a fronte comunque dei risultati lusinghieri di un terzo posto, certo le ultime partite non sono state all'altezza, ma forse è subentrato qualcos'altro di cui noi non siamo a conoscenza. Ma sicuramente non siamo dentro lo spogliatoio. Rivediamo la vignetta di Englaro, che prima l'abbiamo descritta ma non l'abbiamo vista, eccola qua. Sul Prato dei Rocchis ancora che discuti, se piantare Capuzio Cren? Domanda marito e moglie con questi 2 animaletti che allargano le braccia. Vale la pena capire bene che cosa è successo lì, perché l'intervento non sia stato tempestivo e di peso, tra virgolette, perché il rifacimento non è stato fatto con un dispendio economico maggiore, anche perché la prassi di risollare il campo, risistemare il campo dopo i concerti non è una prassi innovativa in cui noi dobbiamo essere pionieri perché è qualcosa di avveniristico, lo fanno tutti i grandi stadi, quindi dovremmo esserne capaci anche noi. Mail, ma se voi dell'opposizione avete una soluzione a tutto, come mai i cittadini che sono andati a votare non vi hanno premiato e non venitemi a dire che il perché è che hanno votato in pochi, è una leggenda metropolitana? Come risponde? Allora, che abbiano votato in pochi non è una leggenda metropolitana, è un dato di fatto. Infatti chi governa questa città dovrebbe esserne consapevole, invece di bearsi del proprio risultato, che è stato un risultato abbastanza deludente per il centrodestra, perché alla fin fine ce la siamo giocata per un migliaio di voti. Quindi che il fatto che le persone non siano andate a votare è un fatto gravissimo, altro che leggenda metropolitana, ed è il segnale del fatto che tutto sommato alla gente la politica magari non interessi, oppure forse è così che i politici li hanno talmente delusi che alla fin fine pensano che uno valga l'altro e sia quel che sia. Sul fatto del perché abbiamo perso le elezioni lascio al telespettatore, che è un fine politologo, altri ragionamenti. Devo dire che in campagna elettorale noi ce l'abbiamo messa tutta. Sapete bene che questa è una città che per la sua storia, per la sua natura, è una città dove ha quasi sempre governato il centrodestra, per cui era un'impresa difficile, impresa che è stata sfiorata, quindi con rammarico diciamo di non essere al governo della città, ma badate, non è che siamo animati da un senso di, almeno parlo personalmente, non mi anima un senso di rivincita, di rivalsa nei confronti di chi attualmente governa. Quando fa delle cose positive lo dico. Il fatto è che troppe volte fa promesse che non mantiene, troppe volte le opere non vengono completate nei termini descritti, ma soprattutto troppe volte si fanno annunci che non si è in grado poi di rispettare. Questo, io se fossi un cittadino, questo mi manderebbe fuori di testa. Dico, ma perché dovete dirmi che il mese prossimo aprirete una cosa e poi non la aprirete? Siate più prudenti nel dare annunci, non illudete le persone. Perché dovete dire che la galleria di Montebello non verrà mai chiusa al traffico perché creeremo chissà che cosa per lavorare senza chiuderla? E dopo, sì, ma la chiudiamo ancora un mese, dopo un mese, dopo resta chiuso un anno. È questo che io non capisco, no? E non credo che nel dire questo io sia fazioso, sono oggettivo. Mail, mi dispiace dirlo, ma adesso che è stato licenziato Tesser non serve più pensare ai playoff, speriamo di no invece. No, buongiorno, forse la Triestina sta per ingaggiare Conte. Quale? No, scherzo. Non credo proprio che sia alle portate della cassa, con tutto il rispetto per le casse della Triestina, ma Antonio Conte comunque ha un cachet, come se fosse ospite di Sanremo, ha una richiesta piuttosto alta, insomma, da quello che so, poi. Sì, poi se lo possono permettere, per amore del cielo, è allenatore sicuramente capace, anche se non mi è mai stato così
non simpatico, ma non ho mai avuto un apprezzamento totale verso Conte come allenatore. Giocatore e persona non le discuto perché non lo conosco, però come allenatore ha avuto un modo di fare molto positivo, come risultati un po' spigoloso. Sì. Però vabbè, insomma, non ci sostituiamo ai grandi, per carità, come diceva Rino, soloni che parlano, e non voglio essere un critico sportivo. Io immagino le facce dei miei amici che mi vedono discutere di calcio in uno studio televisivo, perché sanno che io di calcio non so niente. E alzano il sopracciglio all'Ancelotti, giusto per restare in termine. Sono un asino. Va bene, no, non voglio sostituirmi io, per amor del cielo, dopo dico, arriva Gulotta che sa tutto. No, per amor del cielo. Vabbè, ma tutti sa tutto in questa città. Davanti a un caffè. Sempre pacato, logico ed educato il consigliere al team, bravo Paolo. Gli arrivano i complimenti, poi ci dice se ha pagato. No, sto scherzando ovviamente. No. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. A lei, prego. Mi chiamo Riccardo Alessi, sono consigliere comunale di Ruda con la lista Ruda Civile in opposizione. A Ruda? A Ruda. Sì, prego. In opposizione. Sì. Allora, sentivo l'ospite, il consigliere Paolo Altin, che diceva che Trieste è stata sempre governata dal centrodestra. Forse il consigliere non ricorda che c'è stato Riccardo Illi dal 93 al 97, è stato poi rieletto dal 97 al 2001 e poi si è susseguito anche Roberto Cosolini dal 2011 al 2016, quindi diciamo che la sinistra ha governato tanto a Trieste e quindi dovrebbe un attimo fare un'analisi un pochettino più accurata. Per quanto riguarda il calcio, Triestina, voi vi occupate dell'erba, del terreno, ma io metterei in evidenza un dato che secondo me è drammatico per i nostri giovani. Oggi la Triestina ha il 60% di stranieri che giocano nella rosa, l'Udinese ha praticamente il 100% di stranieri. Quindi questo calcio italiano in che cosa consiste? Nel comprare e valutare stranieri? Dove è finito il calcio degli anni 80? Dove è finito Burnic, Riva? Dove sono finiti quei giocatori che davano orgoglio al paese e che purtroppo grazie a una mentalità radical chic tutto ciò è sparito? Grazie. Altin. Ma innanzitutto non so perché un consigliere comunale di Ruda debba venire a dare lezioni a chi vive nella città di Trieste, sia rispetto alla Triestina sia rispetto alla politica, al mandato politico. Quando ho detto che c'è quasi sempre stato il centrodestra, ho detto una cosa che chi è a Trieste capisce benissimo. L'amico di Ruda probabilmente non lo comprende e percepisco dalle cose che dice anche lo percepisco molto lontano dal punto di vista dell'idea politica, anche dell'idea di società. Lo sento molto lontano, sia geograficamente sia dal punto di vista delle idee. Quando parlavo di governo del centrodestra, intendo dire che chi a Trieste sa benissimo quale sia l'orientamento principale di questa città. Intendevo mettere in luce il fatto che è significativo poter dire di essere arrivati molto vicini al risultato dopo una scia di governo da parte del centrodestra. Non mi pare di aver detto nulla di strano o di incomprensibile da parte dei cittadini. Sulle squadre di calcio evito ogni commento, perché io ritengo che anche uno straniero possa portare la maglia della nostra squadra del cuore, possa meritare rispetto, possa portarla con onore e onorare a sua volta chi quella maglia la porta nel cuore, quindi è un discorso che non condivido. Altra telefonata, sentiamola, buongiorno. Gulotta, Andrea da Trieste, buongiorno signor Altin. Volevo parlare dei consultori. Io frequento un consultorio per motivi miei, devo dire che avevo un appuntamento il 1° di dicembre, la persona con cui avevo appuntamento l'ha cancellato perché stava male e quando l'ho rivista a gennaio, situazioni abbastanza delicate da trattare con continuità,
mi ha detto mi scusi ma abbiamo il trasloco in corso. Devo dire che l'inefficienza dimostrata, quello che sta dimostrando questa farloccata dei potenziamenti dei due consultori. Ora, ho visto, state mandando questo articolo di Riccardi anche ora in diretta, no? Sì. Proteste ideologiche. Allora vorrei dire a Riccardi che e a tutta la giunta regionale che nonostante le promesse stanno vendendo fumo, e quello che non hanno il coraggio di dire è che la sanità è stata tagliata perché sono stati tagliati i fondi. Adesso a Codroipo è stato tagliato, è stato chiuso il centro dialisi, le persone da Codroipo devono andare a Udine, l'avete data voi, l'hanno data ieri sera la notizia del TG regionale. Ora io mi chiedo, signor Altin, è vero che è stato il centrodestra al governo, in nazione e in regione diversi anni, ma questo ridimensionamento, questo impoverimento della sanità pubblica l'avete applicato anche voi. Queste sono linee guida internazionali, sono standard europei economici a cui ci dobbiamo attenere e i tagli ci sono. I soldi vengono dislocati per altre voci di spesa, in particolare per la guerra in Ucraina, per le armi. Abbiamo più armi, meno sanità. Questo è un aspetto che alla maggior parte degli italiani, anche gli triestini, che ormai votano solo nelle osterie, non vanno più a votare, non vi ascoltano, non vi guardano, e il 40% che vi vota ormai rappresenta una minoranza netta della popolazione che è disgustata da questa politica e da queste menzogne che avete il coraggio di reiterare continuamente a discapito dei servizi dei cittadini. Ecco, vorrei dire, non avete nemmeno l'onestà intellettuale, avete questa ipocrisia di continuare a riportare delle immagini di un mondo che non esiste, parlare di potenziamento di servizi quando vengono tagliati 2 consultori su 4 in una città di 200.000 abitanti. Già solo per la logistica diventa complicato. Ecco, io mi chiedo con che coraggio continuate ad andare in TV e sui giornali a difendere l'indifendibile, che è questa vostra azione politica infruttuosa, inutile, servile e soprattutto decisa in altri luoghi. Il potere politico in Italia, comunale, regionale, ha delle competenze ormai limitatissime, sottostà a dei doveri europei, del Fondo Monetario Internazionale, della NATO, dell'ONU. L'Italia ha ritirato addirittura l'appoggio, qui l'attacco all'attere, all'UNRWA, che è l'unico organismo che sostiene i palestinesi, ma è anche quello che verrà chiamato a testimoniare in sede del processo alla Corte di Giustizia Internazionale per portare gli elementi se effettivamente ci sia genocidio o meno. Nel momento in cui c'è stata la sentenza della Corte Penale Internazionale che fra un mese Israele deve presentarsi, 15 stati fra i più grandi del mondo hanno tolto i soldi all'UNRWA. Vuol dire far tacere l'informazione, chi raccoglie i dati, chi raccoglie gli elementi. Questa ormai è una deriva di cui tutti, mi dispiace dirlo, siamo complici, tutti voi e tutti noi, perché ce ne stiamo proni e zitti ad accettare questo vostro agito. Okay. Se uno manifesta arriva la Digos, se ci sono problemi arriva la polizia antisommossa, la gente non può nemmeno più manifestare. Le dico anche, io ho provato a contattare la redazione di Rai News 24 ieri sera. 20 anni fa i numeri delle redazioni, delle segreterie di redazione erano tutti pubblici, ora è impossibile reperirli, non c'è nemmeno la possibilità di riportare né per iscritto né telefonicamente il proprio biasimo agli inviati o ai giornalisti, perché non c'è possibilità di contattare gli enti informativi italiani nazionali che noi paghiamo, io pago col canone. Certo. Gli argomenti che ho buttato dentro sono troppi, ma fanno parte tutti di un quadro generale. D'accordo. Una deriva ormai inarrestabile di cui tutti noi e tutti voi siamo complici. Grazie. Mi piace dirlo. Altin, anche perché abbiamo pochi minuti. Tralascio le questioni complottistiche e colgo alcuni punti. Per quanto riguarda Assessore Riccardi e Direttore Poggiana, ogni nostra richiesta di venire in Consiglio Comunale o venire in Commissione a spiegare l'atto aziendale è stata vana. La riorganizzazione non arriva oggi, arriva, è ben più vecchia, è un documento ben più vecchio che è stato cambiato più volte. Abbiamo più volte manifestato, anche io stesso sotto il Palazzo della Regione, ma
diciamo che c'è stato poco ascolto e poca collaborazione, se non nulla. Sul taglio dei servizi concordo sul fatto che non è una posizione ideologica quella che molte persone hanno protestando, è una questione oggettiva, è una questione di prossimità dei servizi di presidio della salute. Cosa diremmo se di colpo dimezzassero il numero delle farmacie in città e giustificassero questa decisione dicendo però allunghiamo l'orario, le teniamo aperte 2 ore di più? Sì, ma intanto il territorio è sguarnito di quei presidi. È come togliere il servizio minori a Valmaura. Non c'è razionalizzazione che tenga davanti a decisioni di questo tipo. Queste sono decisioni che rendono più povero il territorio e che spesso rendono più povero un territorio che già è povero. Quindi questa è la questione gravissima. Concordo su alcuni aspetti che il telespettatore ha portato, su altri purtroppo non posso concordare. Chi governa, lasciamo perdere l'ONU, che secondo me c'entra poco, secondo me chi governa, l'ho detto più volte, deve assumersi la responsabilità. In questo momento abbiamo la Giunta Fedriga, la responsabilità è della Giunta Fedriga. E se ci fosse stato un taglio lineare che riguardava tutta la regione, allora tutte le aree di questa regione avrebbero dovuto subire lo stesso trattamento che abbiamo subito noi con uno smantellamento totale dei distretti, cosa che non è accaduta. Evidentemente si voleva attaccare precisamente il modello dei distretti. E spiace dirlo, perché è un modello che con tutti i problemi, con tutti i difetti del mondo, c'era riconosciuto a livello nazionale come un sistema di eccellenza. Grazie a Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco, per essere stato con noi. Buona giornata e arrivederci. Buona giornata, buona Ci settimana. fermiamo anche noi, ci ritroviamo domani mattina alle 7 con Laura Buccarella, sempre per Sveglia Trieste. Arrivederci.